tutto su quello che è successo, che almeno, diciamo così, dovrebbe succedere, perché la speranza è che questo Ranger Napoli sia foriero di soddisfazioni per i tifosi del Napoli, che per il momento devono ingoiare in maniera assolutamente amara. Non trova una spiegazione logica, o almeno ce l'ha, ma sicuramente non va a soddisfare i tifosi del Napoli, la decisione dell'UEFA di spostare di appena un giorno la gara tra Ranger Glasgow e Napoli, creando una serie di problematiche ai tifosi che già avevano comprato il biglietto dello stadio, che già avevano organizzato la trasferta e che ad oggi si trovano impossibilitati a farlo, con la concreta possibilità di perdere quanto speso per seguire la propria squadra del cuore. Come sempre CN24 Live punterà il focus su questo aspetto. Parleremo ovviamente anche della gara risolta da Giacomo Raspadori sabato scorso, che vede a questo punto gli azzurri in testa alla classifica, e guarderemo anche dal punto di vista, diciamo così, tecnico alla gara contro gli scozzesi, senza dimenticare quello che è stato un evento che ha comunque sconquassato il mondo del calcio, vale a dire l'errore madornale del VAR occorso in Juventus Salernitana. Ma prima ringraziamo il nostro Emanuele Bernardo, il nostro regista. Bello come sempre, diamo il buongiorno a Riccardo Cadapano. Ciao Ricky, come stai? Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno Emanuele in regia, buongiorno anche a Bruno Galvan all'ufficio stampa. Insomma, un lunedì ricco di polemiche, un lunedì ricco di notizie, con tutto quello che è successo nel weekend. Giustamente dicevi la vittoria al fotofinish del Napoli contro lo Spezia grazie al gol di Raspadori, che fino a quel momento magari non aveva convinto per prestazione, però il calcio è così, basta una palla messa lì in mezzo per cambiare l'esito di una partita, e perché no anche di una stagione. Quindi analizzeremo come il Napoli, grazie a questo successo, è tornato in vetta alla classifica e si prepara a questo punto al match contro i Rangers. Il focus è inevitabile poi su Juventus Salernitana, quello che è successo, una Juventus a tratti ancora davvero inguardabile, però insomma ieri era riuscita a coronare una grande rimonta contro un'ottima Salernitana, che quest'anno, secondo me, se mantiene questo livello può anche ambire al lato sinistro della classifica, ti dico la mia, però l'errore è palese ed evidente, e c'è da capire come sia possibile che questo errore si sia palesato, così come è chiaro ed evidente l'errore, secondo me, nell'organizzazione di Glasgow Rangers Napoli, perché è una scelta, quella della UEFA, che scontenta tutti, perché i tifosi del Napoli, molti perderanno i soldi dei viaggi, i biglietti aerei che sono costati almeno 200, 300, 400 euro, mettici l'albergo, mettici che molti hanno chiesto addirittura le ferie per poter andare, quindi un danno molto importante. Ok, magari il prezzo del biglietto verrà rimborsato, ma tutto il resto chi ci pensa poi ai tifosi? Certo, causa di forza maggiore, questione di sicurezza, su quello nulla questio, ma si poteva trovare anche qualche altra soluzione, perché tra l'altro, oltre il danno, la beffa anche per i tifosi scozzesi, perché questa decisione salomonica prevederà che i tifosi scozzesi al ritorno non potranno venire a Napoli, quindi scontenti anche loro. A questo punto potevi anche pensare, perché no, di cambiarla la partita, far giocarla a Napoli e risolvevi possibilmente il problema, poteva essere una soluzione. Tra poco poi anche ci collegheremo con Glasgow, con i nostri inviati Claudio Russo e Manuel Guardasole, per farci anche vivere quello che si dice in questo momento in un'azione nel Regno Unito in generale, ovviamente frastornata dalla scomparsa, dalla morte della regina Elisabetta II, e anche da quella che poi sarà la proclamazione di Re Carlo III. Quindi un lunedì dove c'è tanta carne sul fuoco, e voi potete seguirci come sempre sul 79 Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra chat di YouTube, sul nostro canale ufficiale di Calcio Napoli 24, al quale vi invito ad iscrivervi e mettere anche il classico like e attivare la campanella per tutte le notifiche. Perfetto, Riccardo Cadapano, che ci ha ricordato anche le modalità attraverso le quali seguire Calcio Napoli 24 Live. E allora, signori, anzi Emanuele, dici se siamo pronti per andare a Glasgow per le ultime dai nostri inviati Manuel Guardasole e Claudio Russo. Intanto, se volete spulciare su calcionapoli24.it, c'è già un bellissimo contributo video realizzato proprio da Claudio e da Manuel Guardasole, i quali
Napoli, inquadrando anche i periodici locali, hanno chiarito quali siano le vere motivazioni che hanno portato al rinvio di Ranger Glasgow Napoli, in attesa di collegarci proprio con loro. Vi anticipiamo, come diceva lo stesso Riccardo Catavanto, che si tratta di questioni legate soprattutto all'ordine pubblico. In sostanza, funerali ad Edimburgo, benissimo, tutto praticamente, la maggior parte delle forze di polizia del Regno Unito, della Scozia in questo caso, vengono dirottate a Edimburgo per i funerali della regina, e allora a questo punto poi non c'è possibilità di seguire un altro evento importante come Ranger Napoli. L'UEFA salva capre e cavoli, diciamo così, perché non scontenta il Regno Unito, non rispetta la memoria, diciamo così, della regina, però poi alla fine gira e gira, chi ci va a rimettere sono i poveri tifosi del Napoli, che appunto, come dicevamo poc'anzi, hanno investito risorse importanti per, diciamo così, seguire la propria squadra del cuore. Ne parla anche qui Kvaratskhelia della trasferta a Glasgow. È intervenuto presso il Daily Record, quindi un quotidiano scozzese, che ha sentito il georgiano a poche ore dalla partita. Giocare la Champions è il sogno di qualsiasi calciatore, è presto per dire dove possiamo arrivare nel girone, ma diremo la nostra, afferma Kvaratskhelia. Siamo molto contenti di aver battuto uno dei club più prestigiosi d'Europa come il Liverpool, ma fa già parte del passato. Adesso dobbiamo pensare a Glasgow, non sarà un match facile perché loro giocheranno davanti al loro pubblico, sappiamo dell'atmosfera elettrica che si respira su quel campo, spingeranno molto per portare a casa un buon risultato, ma confidiamo in noi stessi e nel poter andare a fare un risultato anche lì. Certo è che con un Kvaratskhelia del genere sembra quasi che sia tutto più facile per gli azzurri. Gli raddoppiano la marcatura e lui se ne esce con un doppio tunnel. Sembra quasi che per ora sia molto difficile trovare un limite a questo ragazzo, che fa apparire facili cose che evidentemente facili non sono. Assolutamente sì, c'è bisogno ancora di continuità, la deve trovare, ma è un ragazzo del 2001, quindi è giovanissimo, e le giocate sono sotto gli occhi di tutti, insomma le qualità di questo ragazzo sono indiscusse. Quel doppio tunnel è un qualcosa che non è che vedi tutti i giorni, per la bellezza e per la velocità di azione di Kvaratskhelia. Secondo me deve ancora entrare nei meccanismi collettivi, perché la giocata singola ce l'ha, è indubbio. Quando riuscirà a mettersi ancora di più al servizio della squadra, riuscirà a fare un upgrade ancora maggiore, ma è normale, insomma, sono passate appena 6 partite del campionato di calcio, di Serie A, più una di Champions League. Diamogli tempo di crescere a questo ragazzo, che continua ad essere però uno dei punti fermi del presente e mi auguro anche del futuro del Napoli. Nel frattempo però la nota lieta di questo Napoli, nonostante una partita con lo Spezia sia stata difficile, aperta a qualsiasi risultato, perché il Napoli ha rischiato anche di perderla con quel retropassaggio di Mario Rui, questo va detto. Napoli che sta ancora inserendo diversi giocatori, lo stesso Ndombele ancora non al 100%, però vedi il segnale che Kvaratskhelia è l'uomo copertina. Con il Liverpool Simeone entra e fa un partitazo. Contro lo Spezia, nuovo acquisto quindi Simeone, contro lo Spezia Raspadori non ha fatto una gran partita, ma alla fine la decide lui. Sono anche segnali di come effettivamente Spalletti quest'anno può contare su un gruppo davvero molto vasto, con tante caratteristiche, e dovrà essere bravo il tecnico a inventarsi di volta in volta e a capire quali sono le caratteristiche più adeguate per la singola partita. Il Napoli con lo Spezia ha avuto anche un pizzico di fortuna, che non guasta francamente, e quindi bene così, insomma, la preparazione, e in questo momento il Napoli, però sai, io direi che comunque bene. La vittoria del Napoli è meritata. No, ma io non sto dicendo che non sia meritata, attenzione, la vittoria del Napoli è strameritata per quello che si è visto. Il Napoli ha avuto diverse occasioni, però non sempre vince chi merita. Proprio con lo Spezia negli anni passati, per esempio, abbiamo visto che il Napoli meritava ben altro, invece addirittura è tornato a casa, anzi dal Maradona, con 0 punti, quindi a mani vuote. Fortunatamente sabato questo non è avvenuto, il Napoli è stato premiato dal gol di Raspadori, però c'è ancora tanto lavoro da fare in questa squadra per cercare un equilibrio. Certo è iniziato, ve lo ricorderete, il ritiro di Di Maro, poi quello di Castel di Sangro, ormai un mese passa fa. Se vi avessimo detto, ragazzi, dopo 6 giornate tranquilli, il Napoli è primo in classifica e ha battuto 4-1 il Liverpool, il nuovo Napoli, avreste detto sì, vabbè, siete pazzi. E intanto così è stato.
quindi per questo dico, il Napoli ha iniziato bene, qualcosina poteva fare meglio, qualcosina è stato fortunato, qualcosina è andata peggio, eccetera, eccetera, però questa è una squadra che continua ad avere, secondo me, ampi margini di crescita e di miglioramento. Sto dicendo che il Napoli sarà fortissimo, imbattibile, vincerà lo scudetto, però si sta vedendo la mano dell'allenatore. La mano dell'allenatore tra cose buone e cose magari meno buone, fino adesso ha prodotto 14 punti in campionato e una vittoria in Champions League, 4-1 dominante con il Liverpool, quindi per ora è ancora presto per trarre bilanci, però francamente io sono piacevolmente stupito per la rapidità nel quale Spalletti ed il gruppo siano riusciti a trovare l'amalgama e la chimica giusta. Chiedo al nostro regista, qualora non riuscissimo a collegarci con Glasgow in questo primo segmento di CN24 Live, di andare avanti con i nostri ospiti in scaletta e poi nel caso ovviamente proveremo a collegarci con la città scozzese, dove i nostri inviati Manuel Guardasole e Claudio Russo hanno già realizzato alcuni contenuti che potete trovare su calcionapoli24.it. Attendo tue, caro Emanuele Bernardo, anche perché c'è da capire a questo punto cosa può succedere, cosa devono fare i tifosi del Napoli. Evidentemente insomma si attendono pareri più esperti. Chi c'è? Chi c'è? Siamo pronti? Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Il nostro Manuel Guardasole è già lì pronto da Glasgow, in diretta per Calcio Napoli 24 TV. Buongiorno Manuel. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Quel giubbino lo conosco, molto bello. Non mi è nuovo. Perché mi hai copiato. Tu mi hai copiato. Manu sulla moda non può copiare nessuno, siamo noi che copiamo Manu sulla moda. Ad ogni modo, Bravo, al Riccardo. di là di chi abbia preso per primo quel giubbino, bisogna raccontare, Manuel, quella che è innanzitutto l'atmosfera lì. Credo che a questo punto tifosi partenopei non si siano imbarcati, visto quello che è successo. Raccontaci anche un po' questo spiacevolissimo episodio che li ha visti protagonisti. Sì, partiamo, come dicevate voi, dall'atmosfera, dalla mancata possibilità dei tifosi napoletani di poter seguire questa trasferta qui. Qualcuno ieri era già partito, qualcuno che aveva dei voli ieri per Edimburgo, per Glasgow, purtroppo sarà qui soltanto, tra virgolette, in vacanza, o proverà a seguire il Napoli intorno allo stadio Ibrox di Glasgow, però di fatto non avrà la possibilità di entrare perché la trasferta è stata vietata, come ben sapete. A proposito di trasferta vietata, tutti i quotidiani stamattina parlavano del caos dovuto a questa decisione e probabilmente, questa vi do una piccola notizia, anche il ritorno sarà allo stesso modo vietato anche agli scozzesi, che non potranno essere al Maradona per una sorta di par condicio, la definiscono così sui quotidiani. L'atmosfera è abbastanza serena, chiaramente non è giornata di vigilia come doveva essere, ma è l'antivigilia di Rangers Napoli. Domani gli appuntamenti sono confermati, alle 11 il Napoli farà rifinitura ma al Konami Trading Center, mentre ci sarà qui la conferenza che vi racconteremo in diretta video, io e Claudio Russo, dalle 19:15 con Spalletti e Anguissà, che sarà con il tecnico a parlare proprio dallo stadio e presentare questa gara, mentre gli appuntamenti che seguiremo domani per il Rangers sono 11:30 l'allenamento al Rangers Football Center a Milngavie, mentre alle ore 16:30 Van Bronckhorst con Davis saranno in sala stampa anche loro allo stadio, quindi tutte e due conferenze dallo stadio che ospiterà la gara. Ovviamente tu ci hai mirabilmente in questo momento dipinto quello che sta succedendo lì a Glasgow per quanto riguarda la partita, il disagio per i tifosi del Napoli. Alcuni di loro ovviamente verranno, tra virgolette, in vacanza a questo punto per non perdere i soldi del viaggio, degli alberghi eccetera eccetera, senza la possibilità di assistere alla partita. Ti chiedo però anche quelle che sono le sensazioni ovviamente nella città scozzese, anche extra calcio, perché ovviamente c'è stato, tuttora ci sono gli echi di un evento storico, quello della morte della regina Elisabetta, quindi quanto questo sta ovviamente distogliendo anche l'attenzione e l'enfasi, il pathos che precede l'esordio stagionale in Champions League
della squadra scozzese. Ti chiedo appunto di raccontarci proprio le sensazioni, come si vive in questo momento questo fatto storico nella città di Glasgow. Sì, guarda Ricky, sia ieri soprattutto che eravamo ad Edimburgo e abbiamo visto passare l'auto della regina al Royal Mile, guarda, veramente migliaia di persone per le strade. Era domenica e quindi molti negozi erano chiusi, ma anche oggi qui a Glasgow c'è veramente un'atmosfera di religioso silenzio, quasi di un'attesa, di un momento dove davvero stanno vivendo un momento che per loro è particolarissimo e non c'è grossa attenzione su eventi sportivi, ma eventi in generale. Anche la TV che abbiamo provato ad osservare sia ieri sera che stamattina è un H24 sugli spostamenti della regina, chiaramente, quindi l'attenzione è tutta rivolta a quell'evento ed è anche il motivo ufficiale del rinvio di questa gara. Appunto tante forze dell'ordine anche di Glasgow che sono impegnate in questi giorni a Edimburgo, dove chiaramente ci sono i principali eventi relativi alla morte della regina. Tutto chiaro, Manuel, raccontaci un po' semplicemente magari la temperatura, l'atmosfera che aspetta gli azzurri, poi chiaramente ci ritroveremo più tardi, immagino anche con il nostro Claudio, in attesa ovviamente poi di capire quando e come arriveranno, perché a quanto ho capito Riccardo le cose sono... sì, in divenire? In divenire, diciamo così. Sì, vi dicevo appunto dell'atmosfera qui, ma anche quella climatica un po' più gelida, diciamo così, rispetto a quella a cui siamo abituati noi. E appunto ci sono circa 10 gradi in meno alla nostra temperatura. Tutto chiaro, grazie Manuel, ci sentiamo dopo allora. Ciao Manu. A dopo. Grazie al nostro Manuel Guardasole. Andiamo davvero rapidamente con i nostri ospiti, caro Emanuele Bernardo. Sto leggendo ancora qualcuno dei messaggi che arrivano sulla chat di YouTube. Si sono scatenati anche con le dichiarazioni in conferenza stampa di Luciano Spalletti, che ha stoccato, diciamo così, anche, possiamo dire, ADL per quanto riguarda il turnover. Tu te la ricordi con precisione qual è il virgolettato di Spalletti? Però non è la prima volta, turnover. spesso lo fa. Cosa ha detto? Però adesso non ricordo le parole precise, magari dopo le andiamo a ripescare. Però Spalletti spesso lo ha fatto. Spalletti è un allenatore che spesso si lega le cose al dito, segue e legge tutti. Io dico solo che ogni giornalista, ogni collega si deve prendere la responsabilità di quello che dice. Io la chiudo così, perché ciò che dicono gli altri non deve interessare me, non deve interessare noi. Ogni giornalista, o anche tifoso, addetto ai lavori, si deve prendere le responsabilità di quello che dice davanti a una telecamera, davanti a un microfono. Qualsiasi cosa dica, giusta, sbagliata, è chiaro, o è che per intendere intenda. E la chiudiamo qua. Ma non c'è neanche bisogno, perché poi è anche brutto andare a leggere tanti messaggi di odio, sono fastidiosi. Uno dice A, se poi questo A viene smentito, ti prendi la responsabilità di aver detto A, stop, punto, nient'altro. Andiamo avanti ragazzi, prendete carta e penna perché c'è da prendere appunti e capire se è possibile anche trovare una risoluzione a ciò che sono certo è capitato anche a molti di loro che ci stanno seguendo in questo momento. Abbiamo in diretta il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Buongiorno Presidente, come sta? Buongiorno, grazie, non c'è male. Grazie innanzitutto per essere oggi qui con noi. Andiamo a riassumere brevemente, per chi si fosse collegato soltanto in questo momento, la vicenda. Ranger Napoli, inizialmente prevista il martedì, viene spostata dall'UEFA il giorno successivo a mercoledì, al contempo vietando ciò che prima era permesso, vale a dire la trasferta, la visione del match ai tifosi del Napoli, e quindi creando una serie di disagi. Il rimborso del biglietto avverrà, l'UEFA si è già espressa, però intanto Presidente, per quanto riguarda le spese già sostenute vive di spostamenti e alloggio, i tifosi del Napoli si trovano a vivere una difficoltà importante. Com'è possibile? Ci sono delle modalità attraverso le quali far valere i propri diritti, secondo te? Sì, certamente, perché si tratta di un caso di forza maggiore per la quale io non posso fruire del servizio che ho acquistato, quindi si tratta semplicemente di fare una PEC, una diffida, una PEC diciamo all'albergo o a chi ha venduto altri servizi
collegati naturalmente alla partita, non è che uno può chiedere il rimborso di un albergo di 7 giorni prima o di 7 giorni dopo, Quindi diciamo quello che riguarda proprio il giorno che era fissato per la partita. Si fa una PEC e si chiede indietro i soldi se si è già pagato, perché sulla base del principio che in un caso di forza maggiore la impossibilità di fruire di quel servizio, quindi è molto semplice, potete rivolgervi anche al Codacons, alla nostra associazione o ad altre. Quindi prendete nota, ragazzi, se qualche albergo di Glasgow vi dicesse che la responsabilità ricade su chi ha acquistato, non è così. Quando c'è un caso di forza maggiore, l'acquirente, chi ha prenotato l'alloggio o il volo, in questo caso quindi la compagnia aerea, ha diritto a rimborso di quanto speso. E questo credo sia già una notizia molto importante, Presidente, da dare ai nostri telespettatori. Sono certo che non tutti lo sapevano. Oh, neanche io, per esempio. Ecco. Vedi, io per esempio ammetto anche la mia ignoranza. È ovvio che in questo caso è una situazione molto borderline, chiamiamola così, perché ci sono delle cause di forza maggiore dal punto di vista della sicurezza. No, io voglio chiedere a questo punto al Presidente quali possono essere anche le tutele per quanto riguarda i tifosi. Lei ci ha spiegato che si può inviare questa PEC, questa procedura, diciamo così, chiedendo il rimborso. Esistono anche altre forme di tutele per quanto riguarda il tifoso? No, altre forme no, il problema è di capire chi ha venduto il servizio, l'albergo, il viaggio o quello che sia, perché la PEC va fatta anche a chi lo ha venduto, e sperando che non sia stato comprato direttamente all'estero, perché in quel caso bisognerebbe poi, se non rimborsano, fare causa all'estero, cosa poco conveniente, o fare causa in Italia al soggetto straniero, ancora più complicato. Quindi diciamo, ci auguriamo che la maggior parte dei casi si tratta di persone che hanno o non ancora pagato e quindi il problema non si pone, o se hanno pagato a un soggetto italiano con sede in Italia, anche intermediario, e quindi possono avere una maggiore possibilità, in caso di rifiuto, di fare una causa vincente, diciamo così. Non c'è, diciamo, rischio di perdita economica, però comunque credo che l'UEFA, vietando la trasferta ai tifosi del Napoli, anche se rimborsando, e poi di conseguenza vietandola agli scozzesi in vista di Napoli, non ci abbia fatto comunque una grandissima figura, anche se credo che in questo caso non siano, diciamo, ammesse delle azioni legali, no, Presidente? No, l'azione legale in teoria si può fare anche contro la UEFA, ma la UEFA ha sede in Svizzera e quindi la cosa è comunque complicata, ma sicuramente in teoria si può fare. Ma insomma, adesso non riempiamo la testa di tutti i vostri telespettatori di 1000 ipotesi che poi si perdono, restiamo fermi alla cosa più semplice. PEC a chi dovrebbe avere i soldi o a chi ha avuto i soldi per avere la restituzione, e poi se ci sono problemi venire in associazione, se no diventa una cosa, insomma, fare qui è una questione intricata di diritto internazionale, non so se mi spiego, quindi non è il caso proprio. Tutto chiaro, Presidente, mettiamo in stand-by il diritto internazionale e ti ringraziamo già per l'aiuto che hai voluto fornirci e fornire ai nostri telespettatori. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie. Grazie ancora al Presidente del Codacons, l'associazione che tutela i consumatori, che tutela noi e voi. Quindi non fatevi intimorire da dalla Ryanair di turno, non faccio pubblicità, giusto insomma per stare per fare in questo periodo i voli stanno costando un botto. Ma sono ritardi pazzeschi, disagi. Quindi non faccio nomi, non facciamo nomi, il nostro Emanuele Bernardo pure lui. Sì, ormai tutti gli ultimi voli che ho preso, l'ultimo ieri, ritardo, 1 ora e mezza, 2 ore. Ma poi costano un sacco. E stanno costando un sacco, Quindi, no, va bene. Quindi non fatevi intimorire. Poi ci sarebbe, però no, già ci siamo arrivati. Non fatevi intimorire e chiaramente fate valere quelli che sono i vostri diritti. Tra un po'... Ringraziamo Salvatore Cretella per l'omaggio su YouTube, quindi il caffè, diciamo così. Grazie mille Salvatore.
come si chiama? Raffaele Pio Balzano. Raffaele Pio Balzano. Vuoi instaurare la guerra delle Facciamo una donazioni? guerra, perché esistono su Twitch praticamente chi fa la guerra di donazioni è una sorta di asta. No ragazzi, non vi chiediamo questo, anzi vi ringraziamo Salvatore per l'omaggio che ci ha fatto. Però scrive vergognose le polemiche pro Juve. Allora ragazzi, io in questo momento oggettività vorrei esatto, siamo azzurri, vedete? È tutto azzurro praticamente qui intorno a noi, quindi diciamo che andiamo per il Napoli, lo possiamo dire. siamo Calcio Napoli 24 TV. Lo diciamo, proviamo a essere oggettivi, però tifiamo Napoli. Va bene, lo possiamo dire. L'abbiamo detto. Siamo giornalisti che si occupano di Napoli. Non lo vuoi dire che tifi Napoli, eh? Faccio il giornalista. Va bene. Ad ogni È modo, ovvio che ho un occhio di riguardo per il Napoli, la mettiamo così. Vabbè. Ad ogni modo, in questo momento però possiamo mai dire che quella di ieri non è stata una figura di merda, ecco, proprio che ha detto fatto così. il VAR. Ha fatto una figura Figuraccia. di merda. In 2 minuti sono stati distrutti 2 anni nei quali tutti hanno detto: signori, col fuorigioco, con il VAR, il fuorigioco adesso è millimetrico, è tracciato, è matematico, quindi dovete fidarvi di quello che dice il VAR sul fuorigioco. Stiamo a posto, almeno su questi stiamo tranquilli. Sul fuorigioco, guardate qui. Ragazzi, Come si fa? io poi sto vedendo, non so, 3000 immagini, fermo Come si immagini, altro. L'immagine è... Allora, uno bisognerebbe capire il VAR che immagine ha visto. Perché sempre da lì bisogna partire. Ragazzi, però con chi ce la dobbiamo prendere? Il VAR. Riccardo, con i tecnici, non è col questione regista, di- con non gli è- operatori, non è con chi ha questione- prodotto le telecamere. È perché poi Questo sembra una non lo sorta di so. scaricabarile. Bisogna Ci sarà arrivare... un responsabile al arrivare quale a un rivolgersi. punto, bisogna arrivare a un punto. Per questo io continuo a dire: ma perché non me le fate sentire le parole tra arbitro e VAR? Perché non mi fate vedere che cosa stanno vedendo loro in diretta? Perché questo toglierebbe molti dubbi. Perché negli altri sport, vedi il basket, quando c'è l'instant replay negli ultimi 2 minuti, che cosa succede? Aprono i microfoni dell'arbitro, si sente cosa si dice l'arbitro e ti fanno vedere che immagine sta vedendo l'arbitro e come la valuta. Nel rugby è la stessa cosa, l'occhio di falco nel tennis è la stessa identica cosa. Ma scusatemi, ma perché nel calcio io non posso andare a vedere quello che in presa diretta stanno vedendo in sala VAR e quello che si stanno dicendo gli arbitri? Scrive Mare Chiaro: Credendino, hai perso la bolletta. Non è Può darsi anche questo, non lo so. No, non me la son giocata, Bravo. me la son giocata. Da quando faccio il fantacalcio non gioco la bolletta, quindi, sai, perché sennò poi ti ritrovi a tifare da un lato per la bolletta e da un lato per i tuoi calciatori al fantacalcio, quindi tendo ad alternare. Io volevo dire che la Juve fa schifo dal punto di vista del gioco. È uno schifo. No, ma è Allegri inguardabile sta in questo facendo momento. un lavoro pessimo e questo non lo toglie nessuno. Non lo toglie nessuno. La Salernitana però la ha partita- tritato la Juventus per 70 Però minuti. la Ma di partita che l'ha stiamo ripresa e se l'era anche andata a vincere. parlando? la Però Juve. l'aveva ripresa, se l'era andata a vincere. E ragazzi, va ancora una detto. volta, il calcio, che è lo sport meno meritocratico al mondo, perché magari stessimo nel pugilato, 70 minuti di Salernitana e allora ha vinto la Salernitana. 2-2 con 70 minuti come quelli e allora la Salernitana ha vinto. Ma nel calcio non esiste il sistema dei punti del pugilato, esiste solo il sistema dei gol. La Juventus l'aveva fatto, è stata penalizzata. Signori, questo è uno scandalo. Questo è un appiglio che ha dato la partita di ieri per distruggere il VAR. E io sono uno dei più grandi sostenitori del VAR. Io vorrei un algoritmo, non vorrei più l'arbitro, vorrei un computer che sta là e che valuta. Non perché il computer sia più bravo del cristiano, dell'essere umano, ma perché il computer è certo, è coerente. Se valuta in un modo, poi valuta sempre in quel modo. Invece l'essere umano è soggetto a interpretazione del momento. Per farvi capire quanto io mi fidi e voglia la tecnologia. Ma ieri sera hanno distrutto tutto. Ora hanno dato a quelli come me, non so Riccardo tu come la pensi, Senza parlare dei 2 rigori a Lecce che un sono mancati poi compito ieri, assurdo. Perché ora come la difendi la tecnologia? No, ma non è questione. Tutti quelli che odiano il VAR adesso potranno Sì, dire, però si sentiranno in aspetta, diritto la di dire tecnologia- non funziona, eliminiamolo.
Ma ragazzi, la tecnologia non funziona mai da sola, cominciamo a dire questo. La tecnologia, soprattutto nel VAR, è soggetta alla mano dell'uomo e alla decisione dell'uomo. Non è che il VAR è un automa che fa tutto da solo e prende le decisioni da solo. Il VAR è un ausilio tecnologico per il direttore di gara, per l'arbitro, eccetera, eccetera, eccetera. Io continuo ad essere un sostenitore del VAR, ma non nel modo in cui lo stanno utilizzando da anni, perché ormai l'utilizzo del VAR è diventato quasi obsoleto in Italia, e lo ripeto ancora una volta, perché io non so che immagini vedono, quindi io non posso trarre un giudizio su quello che è il loro operato, perché c'è chi dice ma il VAR avrà visto solamente una parte e che andrebbe tagliato, magari non c'erano le immagini c'erano dall'altra parte ed è la ripresa dello stadio. Qual è la verità tra le due? Io come faccio a giudicare l'una e l'altra? Perché da una parte un fermo immagine mi fa vedere chiaramente, vabbè ragazzi, è palese, Bonucci è tenuto in gioco e gol. Da un'altra c'è un fermo immagine, no, però questa angolazione ci fa vedere, ci fa capire che in realtà Bonucci è in fuorigioco. Se io non so il VAR, e in questo caso gli arbitri, su quale immagini, su quale video e come hanno operato, io magari do un giudizio sbagliato e affrettato perché relativo ad un altro operato dell'arbitro. Quindi bisogna capire, ma queste immagini del VAR quali sono? Da dove le vedono? E perché poi vanno a prendere quella decisione? Senza di questo si resterà sempre nell'ambito della polemica. Quindi si è sempre parlato, gli arbitri, è cambiato, è andato Nicchi, è arrivato, chi è adesso il presidente della Suarbi? Rocchi mi pare, Rocchi. Ci sarà, Trenta Lange, scusa, Trenta Lange. Ci sarà più trasparenza, gli arbitri parleranno, eccetera, 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 eccetera. Ma scusate, ma sta trasparenza dove? E non diciamo, vabbè, ha sbagliato la Juve con tutti i furti che hanno fatto negli anni, non c'entra niente, ragazzi, è una stupidaggine colossale, perché se questa occasione, episodio... guarda, stiamo diventando la propaganda juventina. Ma no, non è questione di propaganda, ragazzi, è correttezza nel mondo del calcio, perché nulla vieta che la prossima settimana... Succede al Napoli. Succede al Napoli, e Che se dite? succede al Napoli una cosa del genere, poi diventa una polemica che portiamo avanti per un mese, per 2 mesi, per 3 mesi. Bisogna prevenire al posto di curare. E come si va a prevenire? Andando ad intervenire, anche se il fatto non riguarda il Napoli, perché stiamo parlando del calcio, della Serie A. È una figura di merda colossale ieri sera, Teniamoci ragazzi. una figura di Bippo, dai, teniamoci... È una figura di merda, si può ok. dire merda su YouTube? Di cacca, non lo so se No, si può ci dire, sono, lo dico io. ci sono i bambini, dai, ci sono i bambini. C'è qualcuno che pensi ai bambini. E quindi bisogna tutelare la spettacolarità e la trasparenza del gioco. Tra l'altro non credo, lo sai, perché tipo YouTube dice che devi essere maggiorenne per iscriverti, quindi in teoria non dovrebbero esserci. Vabbè, c'è Calcio Napoli 24 TV, lì non devi essere maggiorenne. No, là è vero. Vedi, là è vedi, vero, là è devi vero. pensare a tutte le opzioni possibili e immaginabili, devi avere una mente aperta. E quindi io ripeto, per me l'errore da quello che ho visto, dalle immagini che ho visto io, è evidente, è palese. Ma chi mi dice che il VAR non ne ha viste altre? Non si può sapere, non si sa perché non parlano, restano zitti nella loro casta, dicono semplicemente ogni volta che poi c'è una mezza parola, l'operato degli arbitri, ottimo, stiamo abbattendo il margine di errore, il VAR va benissimo, ma non è questo il modo di fare comunicazione, tu mi devi far vedere e sentire in presa diretta che cavolo stai dicendo, che cavolo stai vedendo, e allora sì che io lì ti posso dire, ok, hanno ragione gli arbitri oppure non hanno fatto una castroneria gigantesca, un errore pazzesco, perché così chi ci va poi di mezzo è proprio il VAR, che invece dovrebbe essere una salvezza per la regolarità del campionato. Ancora una volta hanno messo, come si dice a Napoli, la pazziella in mano ai creaturi, perché questa è la verità da tutti questi anni a questa parte. Non lo sanno utilizzare, non so il perché sono incapaci, perché sono scarsi, ma quello lo diciamo ma da anni, e purtroppo siamo a questo. E allora, come mi suggerisce il nostro Emanuele, possiamo ascoltare il contributo realizzato, bellissimo, faccio complimenti, sia a Manuel Guardasole che a Claudio Russo, da Glasgow. Ci arriva una sorta di spiegazione su quanto sta accadendo in questo momento lì in Scozia, e poi continueremo per la vostra gioia. Sto leggendo i vostri messaggi, ragazzi, ho capito che siamo a Calcio Napoli 24 live, però... questo è il calcio e il calcio va difeso in tutte le sue forme e sempre, indipendentemente che stia giocando il Napoli o meno. Sentiamo il contributo da Glasgow.
Amici di Calcio Napoli 24, buongiorno da Glasgow, Scozia, dove il Napoli domani sera doveva affrontare i Rangers nella seconda giornata del girone di Champions League. Invece no, la partita è stata rinviata e il motivo è ovviamente la morte della regina Elisabetta, che è scomparsa nei giorni scorsi, ed è anche il motivo per cui il Napoli, il match contro i Rangers, è stato spostato di un giorno. Perché? Perché il feretro della regina sarà spostato proprio domani a Londra, e quindi da un punto di vista delle forze di polizia non c'è proprio il numero per fornire un servizio di sicurezza adeguato al match tra Rangers e Glasgow. Peraltro la trasferta è stata vietata ai tifosi del Napoli proprio per evitare qualsiasi problema. Andiamo a vedere un po' i giornali scozzesi cosa raccontano di questo Rangers Napoli. Chiaramente Manuel Guardasole con me, vieni accanto, perché iniziamo dal The Sun, chiaramente, che dedica la prima pagina all'ultimo grande viaggio della regina, doppia pagina, per farvi capire anche l'importanza chiaramente alla regina qui nel Regno Unito. E poi il Daily Record, che dedica chiaramente spazio alla regina, ma in taglio alto c'è proprio il Napoli, il cambio del match, il cambio di data del match con il Napoli è un caos per i Rangers. E allora andiamo a vedere proprio il Daily Record cosa ci racconta nella back page, nell'ultima pagina, la furia dei fan sopra sul divieto di trasferta per i tifosi del Napoli. Perché? Perché iniziamo con la decisione proprio della UEFA di modificare la data del match. Chiaramente tantissimi tifosi, non soltanto i Rangers ma soprattutto quelli del Napoli, che avevano già prenotato voli e alberghi, si sono ritrovati con delle date totalmente diverse. Allora, cosa raccontano i quotidiani di oggi? Chiaramente qui c'è il caos viaggi dopo il divieto della UEFA. E cosa racconta il quotidiano? Racconta che per questioni legate anche a questioni sportive, il corpo governante europeo, la UEFA, ha deciso che i tifosi del Napoli non potranno viaggiare a Glasgow, ma soprattutto anche i tifosi scozzesi non potranno viaggiare a Napoli per il match di ritorno. E chiaramente c'è la rabbia non solo dei tifosi del Napoli ma anche di quelli lì dei Rangers. La squadra scozzese ha promesso di rifondare i soldi spesi dai tifosi del Napoli, e la dirigenza del club è stata impegnata in comunicazioni con la UEFA e con la polizia scozzese sin dai giorni scorsi, quando è stato sospeso anche il campionato scozzese nonché la Premier League. E chiaramente c'è anche stata una dichiarazione ufficiale dei dirigenti dei Rangers proprio sui danni economici che verranno restituiti, i soldi ai tifosi che li avevano già spesi. Claudio, c'è anche la motivazione ufficiale più in basso, vedi, UEFA said the decision to move tomorrow. Esattamente, qual è la traduzione? Chiaramente la vedrete anche sul sito del Napoli. La decisione di spostare a domani la partita è dovuta a severe limitazioni sulle risorse di polizia e quindi chiaramente i problemi organizzativi sul match, a causa, tra virgolette, degli eventi che riguardano il lutto nazionale legato proprio alla scomparsa della regina Elisabetta. Chiaramente poi continua lo statement della UEFA, la dichiarazione ufficiale: i tifosi ospiti non sono autorizzati a seguire il match, il settore ospiti sarà chiuso qui a Glasgow, e per una questione di sporting fairness, di buoni modi, non so, è un po' difficile da spiegare, però si capisce. Una sorta di fair play. Una sorta di par condicio, di fair play. Anche i tifosi scozzesi non saranno ammessi allo stadio Diego Armando Maradona. Chiaramente tanti i commenti, però ripetiamo, questa qui è la decisione ufficiale della UEFA, e per quanto riguarda Rangers Napoli, il match sarà spostato a
domani. Dopo Ci sono le motivazioni anche sul Sun? Poi dopo andiamo a facciamo un vedere po' di subito. rassegna. Andiamo a vedere subito sul Sun, chiaramente. Anche qui abbiamo il divieto ai tifosi legato chiaramente al cambio di data del match di Ibrox e chiaramente nel pezzo del The Sun ripetiamo, la UEFA ha preso questa decisione per salvaguardare l'integrità anche del Sporting Integrity, l'integrità sportiva, ha preso questa decisione dopo aver discusso sia con i club, anche con il Napoli, sia con la polizia scozzese. La questione chiaramente riporta anche tanti commenti da parte dei tifosi dei Rangers su Twitter, sui social, ed è stato spostato anche il match di Youth League della squadra primavera del Napoli, che sarà giocato alle 2 del pomeriggio inglesi, scozzesi, quindi alle 3 italiane, nella giornata di mercoledì. I Glasgow Rangers chiaramente si sono anche scusati per ogni tipologia di inconveniente da questo punto di vista, tanti problemi di organizzazione, problemi proprio strutturali legati a dei fatti di elevata, di eccellente gravità. Quindi per il momento Rangers Napoli verrà disputata mercoledì, chiaramente domani la squadra arriverà qui in Scozia, conferenze stampa e tutto su Calcio Napoli 24 TV, sempre qui in diretta da Glasgow. Ovviamente bravi ai nostri Claudio Russo e Manuel Guardasole, ci tengo ancora una volta a dirlo. Formattazione del testo pessima, vabbè ragazzi, sono scozzesi, lasciamoglielo fare, no? A parte scherzi, voglio leggere qualcuno dei vostri messaggi e soprattutto chiedere a Riccardo, oggi il Ranger di Glasgow, che squadra è? Innanzitutto leggevo anche i messaggi, prima di parlare dei Rangers di Glasgow e poi lo chiediamo anche a Claudio. Facciamo i complimenti anche agli sport cosiddetti secondari, che troppo spesso che poi secondari non sono. Basket. Perché la nazionale FF De Giorgi è campione del mondo dopo 24 anni. Il basket ha battuto la Serbia di Jokic, 2 volte MVP di NBA, approdando ai quarti di finale. Sui giornali giustamente si vede vergogna VAR in prima pagina. Se siamo giornali dello sport, dico solo dello sport, andiamo a tributare il giusto applauso anche a queste nazionali che hanno fatto e scritto ieri una pagina di storia. Le polemiche, ok, fanno tra virgolette sempre comodo all'audience e altro, però qualche volta, insomma, quando capita una domenica del genere, poche volte, quindi complimenti a FF De Giorgi e all'Italvolley campione del mondo, e a quel matto di Gianmarco Pozzecco e all'Italbasket che hanno eliminato la Serbia. Facciamo i doverosi complimenti. Ora parliamo dei Rangers di Glasgow, però, ovviamente anche. Ne parleremo ovviamente anche assieme ai nostri ospiti. Forse sì, una copertina nazionale di volley, una copertina, una prima pagina se la meritava. Se dici? Proprio non volevi darla al volley, potevi darla al basket. Che dici? C'è stato anche il Gran Premio di Monza. È come se oggi l'Italia battesse la Francia nel calcio, è uguale. Esatto, c'è stato anche il Gran Premio di Monza. No, ancora di più, ragazzi. Ancora la Serbia è pazzesca in questo momento, così come la Polonia nel volley. Andiamo al non al telefono, credo che sia una video call. Sì, che piacere, che onore poter avere in video call con noi Marco Negri. Buongiorno a Bomber, Marco Negri. Ciao Marco, grazie per essere oggi qui con noi. Ciao, buongiorno a tutti e grazie a voi. Grazie ancora, qui in diretta Calcio Napoli 24 Live. Ovviamente parliamo innanzitutto di Ranger Napoli, una sfida che ti vede come ospite prediletto, visti i tanti gol segnati sia in Italia che in Scozia. Ti chiedo però prima della squadra di Spalletti, non so se sei riuscito a seguire qualche partita degli azzurri quest'anno, in caso positivo un commento su questo avvio di campionato. Ma assolutamente la sorpresa in positivo del campionato, meritatamente in testa alla classifica. Ho visto la partita contro il Liverpool, sono stati una delle squadre più forti degli ultimi anni in Europa, è stata dominata tecnicamente, tatticamente e fisicamente, quindi ha dimostrato anche nel
dicono di fine settimana in campionato di essere solido, perché segnare al 90esimo vuol dire crederci fino alla fine, e quindi i presupposti sono grandissimi sia per il campionato ma anche per la Champions League. Il Napoli è veramente, come direbbero oltremanica, on fire adesso. Marco, e tu eri ovviamente on fire in quella che è stata la tua brillante avventura in Scozia con i Rangers, sei una leggenda del club. Ti chiedo a questo punto invece che tipo di squadra andrà ad affrontare il Napoli, perché insomma abbiamo letto tutto quello che è successo in un clima anche molto particolare in questo momento del Regno Unito dopo la scomparsa della regina Elisabetta. Ci sarà comunque il tutto esaurito senza la presenza dei tifosi del Napoli, circa 50.000 spettatori. Qual è il clima che si respira ovviamente in questo momento a Glasgow e che tipologia di calcio e di squadra andrà ad affrontare quella di Luciano Spalletti? Allora, l'Ibrox Atmosphere è una cosa da vivere, sono 50.000 persone, ci sarà il sold out, ma lì c'è il sold out anche per le amichevoli, quindi è una cosa praticamente certa. È il 12° uomo in campo, come tante volte si dice spesso nel calcio, e sono appassionatissimi, dettano i ritmi, spingono la squadra, capiscono i momenti della partita, quindi è veramente un fattore positivo in più per la squadra scozzese. L'anno scorso nella prova, perché nel percorso fantastico che li ha portati in finale nell'Europa League, hanno rimontato quasi sempre all'Ibrox, perché appunto si liberano di tutte le problematiche tattiche, il boato insomma, che i giocatori sentono quando entri sul campo, ti fa schiacciare quel bottone rosso di attenzione, di coraggio, di spregiudicatezza, e ti fa andare in campo a battagliare dal primo minuto fino all'ultimo su ogni pallone. L'anno scorso ha fatto la differenza l'Ibrox, lo faceva anche quando ero io là, perché vi ripeto, io con tante persone, sì, ho giocato a San Siro contro l'Inter e il Milan dove c'erano 70.000 persone, però un'atmosfera così, che partecipa così tanto alla partita, è come paragonare l'Ibrox con 5 curve, cioè con l'affetto che ci sono nelle curve, magari quella napoletana, sono espanse per gli altri 4 settori. E quindi insomma è un fattore, i giocatori del Napoli se ne accorgeranno, dovranno essere molto bravi perché sono talentosissimi i giocatori del Napoli, però hanno solo 90 minuti di Champions League, tanti hanno solo 90 minuti di Champions League nelle gambe, quindi dovranno fare attenzione ai primi minuti perché sicuramente loro partiranno a palla, partiranno cercando di pressare, di dettare i ritmi, di coinvolgere tutto lo stadio. Non vengono da delle partite positive perché hanno perso il loro firme con i Celtic, hanno perso la prima in Champions male, che ad Amsterdam non sono mai stati in partita. Ci sono stati insomma chiaramente dei sopraccigli alzati sulla stampa e in quanto riguarda l'ambiente dei Rangers, e quindi insomma ci sarà sicuramente ancora di più la voglia di cambiare queste ultime 2 partite, questi tanti gol presi, e questa occasione è grandissima. Non dimentichiamo che è il ritorno dopo tantissimi anni in Champions League da parte della squadra in casa, e quindi sarà sicuramente festeggiata e aspettata come una cosa veramente fantastica, quindi ancora di più energia e ancora di più passione e fuoco, insomma, fuoco dalle tribune. Marco, ma possiamo smentire il vecchio refrain che le squadre scozzesi sono soltanto dinamismo? Oggi è cambiato anche un po' il calcio scozzese sotto questo punto di vista, o più o meno resta questo fattore caratterizzante? Ma ogni paese ha la propria caratteristica, sai, l'italiano è il campionato più tattico, lo spagnolo è più tecnico, il tedesco è quello più fisico, vai oltre manica e chiaramente c'hai l'intensità, c'hai
la partita aperta e con la voglia di predominare sin dal primo minuto. In Italia invece sai, i primi minuti è più una partita di scacchi dove si fanno delle mosse contro mosse, invece si parte sempre spinti chiaramente dal pubblico che vuole essere intrattenuto, cioè vuole uno spettacolo e vuole la propria squadra vedere, insomma, cercare di vincere. Ai miei tempi, quando sono andato io nel 97, sicuramente il calcio era molto mascolino, c'erano sì questo dinamismo incredibile, si menava come i fabbri perché ho incontrato delle coppie difensive io che veramente uno mi alzava e l'altro ringhiava, perché l'arbitro chiaramente non fischiava mai, però insomma mi sono adattato subito perché l'importanza per un giocatore che viene dall'estero è quello di subito di buttarsi nelle nuove regole, tra virgolette. Adesso è cambiato perché sono passati tantissimi allenatori europei, è passato Dick Advocaat, allenatore dell'Olanda, che ha portato un diverso stile di gioco. E adesso c'è un altro allenatore olandese, il mio ex compagno Giovanni Bronckhorst, che chiaramente guarda anche la situazione, il modo di giocare, il modulo della squadra avversaria. Ai miei tempi si andava in campo forti, sapendo di essere più forti e cercando di predominare con la forza, l'intensità e la tecnica. Ai miei tempi giocare con Gascoigne e Brian Laudrup che ci dava un vantaggio enorme anche in tecnica. Adesso la squadra, il Napoli si deve aspettare sicuramente una squadra preparata, una squadra che può cambiare anche dei moduli durante la partita, che sa fissare, che sa attendere. Nell'ultima stagione di Europa League ha basato le proprie fortune i Rangers sicuramente con la partita di ritorno e ha affrontato la partita d'andata fuori casa, aspettando, adattandosi al modulo della squadra avversaria e cercando con le ripartenze, con degli 1 contro 1 di cercare di portare a casa magari qualche gol o il risultato addirittura. In casa i Rangers sono una squadra assolutamente diversa che si trasforma, quindi anche per il Napoli c'è vedere le ultime 2 partite, l'Old Firm e quella ad Amsterdam fatte fuori casa, secondo me non fa molto testo. Si ritroveranno una squadra sicuramente dai primi minuti molto aggressiva. Beh, Marco, ovviamente io insomma leggevo anche un pochino quello score incredibile dal tuo primo anno ai Rangers Glasgow, 37 gol in 40 partite. Giustamente tu dicevi con Gascoigne, sai, era più facile giocare, ci dava un vantaggio tecnico. Beh, ci hai messo anche del tuo, però, perché farne 37 in 40 partite, diventando capocannoniere, piazzandoti quinto nella griglia della Scarpa d'Oro, non è cosa da tutti i giorni. Poi purtroppo, insomma, una serie di vicissitudini di infortunio hanno limitato quella che in quel momento credo sia stato l'apice della tua carriera, e da attaccante, da bomber, da uno che di gol ne ha segnati a grappoli, ti vorrei chiedere anche un giudizio su 2 attaccanti a questo punto del Napoli, perché da una parte c'è Victor Osimhen, che insomma è considerato uno dei giovani talenti più importanti del panorama calcistico, che però mancherà purtroppo per infortunio. Il Napoli poi ha preso questo esterno, questo Kvicha Kvaratskhelia georgiano, che ci sta facendo vedere delle cose davvero impressionanti, senza considerare poi i vari Raspadori, i vari Simeone. Insomma, ti voglio chiedere proprio un tuo parere su quelli che sono i singoli e più in generale su quello che è tutto il comparto offensivo del Napoli. Perfetto, il comparto offensivo del Napoli è il sogno di ogni allenatore, perché veramente Spalletti ha in mano tantissime carte con diverse caratteristiche, e questo ti dà la possibilità di poter sfruttare i giocatori con diversi moduli, addirittura di cambiare la partita a seconda, insomma, del risultato. Hai citato benissimo, sai, Osimhen è il classico attaccante 2.0, quello che va adesso, forte fisicamente, che può giocare da solo. Giocare da solo significa fare reparto da solo, è fortissimo nella profondità e quindi può allungare le difese avversarie, e questo gli permette agli altri giocatori, quelli che giocano sotto di lui, di poter ricevere i palloni nei piedi, e dopo hanno caratteristiche
incredibili nell'uno contro uno. Lozano, Politano, Kvara sono giocatori che una volta ricevuti il pallone e avendo la possibilità di girarsi diventano pericolosissimi. Il Napoli riesce a innescare questi anche perché secondo me nel campionato italiano il Napoli è la squadra più forte nella costruzione del basso. Quando la squadra avversaria va a passare il Napoli molto molto alta, con i giocatori tecnici, chiaramente gli allenamenti e le idee tecniche di Spalletti riescono sempre a uscire con un centrocampo veramente frizzante, e sorpassato a attaccanti e centrocampisti dopo si ha la possibilità, questa bellissima possibilità dell'uno contro uno che fa la differenza. Hai nominato te il giocatore georgiano, difficilissimo da pronunciare, io lo chiamo Kvara, ricorda dei giocatori con cui ho avuto la fortuna di giocare nei miei tempi, ricorda un pochino Nedved. Questo penso sia per il giocatore un grandissimo complimento, perché è fortissimo, ha gambe fortissime, molto forte con la palla al piede, riesce a strappare, quindi i difensori fanno veramente fatica, non dà punti di riferimento e anche un frutto del gol inaspettato. Complimenti al Napoli, complimenti ai dirigenti del Napoli che l'hanno scovato, questo vuol dire saper fare calcio, perché è facile andare a prendere il giocatore che ha già fatto 20-25 gol e però ti costa 70-80 milioni di euro, più difficile scovare questi e avere il coraggio di portare a termine questa manovra di mercato. Quindi bene il Napoli, il Napoli auguro di popolarsi tantissimo questo giocatore che può fare la differenza e niente, di avere pazienza chiaramente. Tanti, come si diceva prima, sono comunque pronti, perché Politano ha determinate caratteristiche, Lozano secondo me ha grandissimi margini di miglioramento e quando inquadrerà un po' più con continuità la porta potrà diventare veramente un signor attaccante. Peccato per l'infortunio di Osimhen, però insomma Simeone con caratteristiche assolutamente diverse, però potrebbe fungere da finalizzatore, quindi concretizzare tutta la grande mole di lavoro dei centrocampisti e di questi giocatori che giocano sotto la porta. Com'era quello spogliatoio dove c'era anche tanta Italia, Gattuso, Amoruso, Porrini? Raccontaci un po' quei giorni, Marco. È una fortuna, perché arrivare lì ed avere insomma dei giocatori italiani sicuramente si fa una Little Italy in Glasgow, si poteva insomma parlare, risolvere un po' di problemi e si stava sempre assieme. Ci siamo integrati subito, immediatamente, perché allora lo spogliatoio dei Rangers era fatto da un gruppo solidissimo che ha vinto 9 volte il campionato di fila, un record che ancora è vigente nel campionato scozzese, e quindi erano un gruppo solidissimo, tutti gli stranieri si legavano facilmente. Io ricordo che uno dei primi allenamenti avevo avuto anche l'augurata idea di dire vabbè, esco dopo l'allenamento con questi ragazzi qua scozzesi, insomma, per fare un po' gruppo così. Siamo finiti in un pub e dopo il terzo giro di birra avevo chiesto a Gascoigne, ma qua non si può mangiare qualcosa, sennò poi insomma con lo stomaco. Lui mi aveva detto no, quando si beve solo se no si vomita. E allora ho detto forse è meglio conoscere questi nuovi giocatori solo in campo, perché fuori dal campo loro sono professionisti, quindi abbiamo lasciato stare. No, un grande onore aver indossato la maglia blu dei Rangers, è veramente un onore. È un club grandissimo, con una storia grandissima, il club con più successi al mondo, e magari in Italia non conosciamo benissimo insomma la storia di questo club, ma è un club che ha milioni di tifosi in tutto il mondo. A fine settembre io sarò a una convention di loro a Benidorm. Cerco di tenere sempre in contatto con questo magnifico club che ha come frasi alla base
Lui once surrender, always surrender, ossia quando hai vestito la maglia una volta sei sempre della famiglia. E questo non sono solo parole, ma sono veramente i fatti, perché ogni volta che torno, che per una partita di beneficenza con le leggende dei Rangers, o quando si torna per qualche convention o meet and greet, sono sempre trattato come se si giocasse ancora nella squadra, quindi un grande privilegio. In effetti, diciamo, sulla birra di quei pub ci sei anche finito. Esiste, andiamo al touch, Emanuele, la One Season Wonder che reca proprio il volto di Marco Negri, però, come dire, altro che un One Season Wonder. Lì il riferimento è alla grande stagione, ai 37 gol, però nel cuore dei tifosi dei Rangers e non solo, Marco Negri c'è rimasto. E grazie mille per essere stato oggi qui con noi, Marco. Grazie mille a voi e sono sicuro che saremo spettatori di una grandissima partita, quindi in bocca al lupo alle due squadre. E crepi, grazie ancora a bomber Marco Negri, che andiamo a salutare. Lo sapevi che c'era una birra dedicata a lui? No, la devo One provare, Season però, Wonder. la dovrò provare. Cioè, alla fine dai pub assieme a Gascoigne, quanto pagherei? Quanto pagherei per una serata? Se paghi tu, al pub guarda che vai in banca per Gascoigne. la paghi tu, la offri tu la serata a Gascoigne. Sei sicuro di voler offrire una serata in un pub a Gascoigne? Prima o poi dobbiamo, dici, secondo me sono soldi in me spesi. Tu vai a Monza portare a vedere la F1, sì. io vado al pub con Gascoigne, Gascoigne. Ognuno il suo. Tra l'altro dobbiamo adesso ricollegarci, giusto Emanuele, con Glasgow, attendo tue, mentre ci arrivano però anche commenti dai nostri stessi inviati. Allora facciamo così. Andiamo prima in diretta, io leggo alcuni messaggi, ci colleghiamo con i nostri Claudio e Manuel e poi ascoltiamo anche quello che è il commento che hanno fatto rispetto alle parole di Quicia Kvaratskhelia, senza dimenticare che dobbiamo approfondire la vicenda legata alla questione arbitrale. Io non so perché voi oggi non ne vogliate parlare. Vi invito ancora una volta, avete ragione, dobbiamo subito anche leggere il report. Perché sono arrivate delle novità per quanto riguarda il Napoli, che ha diffuso qualche istante fa un comunicato rispetto all'allenamento di oggi, nel quale sono riportate anche le condizioni di alcuni singoli, di Osimhen e di Diego Demme. Sapevamo, immaginavamo, non sapevamo di Lozano. Perché? Perché il Ciuchi probabilmente, adesso staremo a vedere, potrebbe saltare la trasferta di Glasgow a causa di un sintomo influenzale. Eccolo qua, Lozano non si è allenato per sindrome parainfluenzale e quindi chiaramente poi attendiamo quelle che saranno le ultime da Castelvolturno. Intanto Demme che fa terapie personalizzate in campo, lo immaginavamo, così come immaginavamo terapie per lo stesso Victor Osimhen. Allora Emanuele, intanto poi attivazione e Torello e partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Caro Emanuele, ci siamo per andare a Glasgow? Dimmi di sì, tra un po' ci stiamo collegando, abbiamo giusto qualche secondo e poi saremo pronti per andare a salutare. Ritorna il nostro Hassan Giorgio. Grande il nostro poeta. Mancava il nostro poeta dell'assurdo, mancava da agosto, è ritornato. Sì. Belle vacanze si è preso, il nostro Hassan Giorgio. Ma poi per chi soprattutto fa un lavoro che utilizza la mente c'è bisogno anche di una bella pausa. Creatività, quindi in attesa dell'ispirazione. Bisogna riposarsi un po', ogni tanto. Noi che non usiamo mai la mente non ci riposiamo mai invece. Come tutto torna alla fine nella vita. La partita dove si può vedere? La partita la potete vedere. Tutto la partita la potete seguire su Calcio Napoli 24 TV con la live reaction. Non trasmetteremo la partita mercoledì, ma la commenteremo in diretta insieme a voi, ancora capendo chi ci sarà, se ci sarò io, se ci sarà magari Ciro, insomma lo vedremo, però potete seguirla insieme a noi. Mentre la seguite magari in chiaro su Canale 5, perché oltre ai classici abbonamenti, per esempio Sky, la partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 mercoledì. Però da una parte mettete la partita su Canale 5, dall'altra seguite Calcio Napoli 24 TV, magari chiamate anche in diretta, così la commentiamo insieme.
Siamo pronti? Ci siamo? Manca ancora qualche minuto, Emanuele e Bernardo in cabina di regia? Manca ancora qualche minuto, Emanuele e Bernardo in cabina di regia. Possiamo ancora leggere qualcuno dei messaggi? Ragazzi, ci state chiedendo ancora una volta della conferenza stampa di Luciano Spalletti, del fatto che abbia avuto un battibecco con un giornalista. Vado a far mie le parole di Riccardo Catapano. Ognuno è responsabile di ciò che dice e di ciò che fa. Adesso cosa dobbiamo commentare assieme? Cosa volete che noi vi diciamo? Ognuno è responsabile di quello che dice e di quello che fa. Riccardo l'ha detta giustissima, non vogliamo ritornarci ancora una volta su, anche perché poi che senso avrebbe? Maledetto il giorno... Ma poi scusami, non è che decidiamo noi che cosa è giusto, che cosa è sbagliato. Magari qualcuno è anche d'accordo con quello che è stato detto dal giornalista, altri sono d'accordo con Spalletti. E io lo ripeto, ma è semplicissima. Uno, non bisogna essere maleducati a prescindere, che sia il giornalista, che sia Spalletti, che sia il tifoso. Con accuse ho letto delle cose veramente poco edificanti e poco carine. Si è detto A, è successo B, ti prendi la responsabilità di aver detto A, stop, la figuraccia la fai tu che hai detto determinate cose. Ci sono anche tanti colleghi, non è questo il caso, nella maniera più assoluta, che pur di far notizia molto spesso la sparano grossa. Continuo a dire, lì sono opinioni, non sono neanche notizie personali, quindi bisogna essere, secondo me, come sempre, equilibrati nei giudizi. Se tu dici una cosa, il Napoli prende l'anno prossimo Mbappé, Neymar e Credendino al centro dell'attacco, mazza che attacco tra l'altro. No, soprattutto spending review, giustamente se becchi Neymar ti restano giusti i soldi per Credendino. Esattamente, ci sta, non ho detto tutto. Bernardo a caso. Perché la Bernardo già non te lo puoi permettere. Cioè se prendi Bernardo non ti puoi permettere Neymar. Mi stai facendo divagare dalla metà, ho sbagliato a fare la metafora. Ti prendi le responsabilità sempre nel giornalismo, soprattutto quello attuale, dove ci sono televisioni, radio, siti, cioè c'è tracciabilità di tutto, anche se fai uno starnuto in diretta, ed è successo, se lo sai che l'hai fatto. Quindi quando si parla bisogna farlo con cognizione di causa, non è che la spari lì e tanto dici vabbè chi cavolo mi sente, chi cavolo ci ascolta. Viene tutto fuori, sempre e comunque, quindi per questo dico, i colleghi in generale devono, come facciamo noi egregiamente a Calcio Napoli 24, dobbiamo pesare bene quello che si dice. Non bisogna fare sensazionalismo, ma riportare quella che è l'obiettività e la veridicità delle cose. Adesso sto dicendo che qualsiasi cosa che si dice e poi non sia vera sia falsa. Metti il calciomercato. Abbiamo sempre detto magari Navas viene a Napoli, poi non è venuto, o Ronaldo viene a Napoli e non è venuto, però noi vi diamo la notizia, poi le trattative non è che le portiamo avanti noi. In questo caso la situazione è leggermente diversa, perché si è data una notizia che alla fine Spalletti ha smentito. Quindi ognuno, tifosi, giornalisti, addetti ai lavori, Spalletti, calciatori, presidenti, eccetera, 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 bisogna assumersi le proprie responsabilità di fronte a quello che si dice. Perché poi, soprattutto il web, non perdona mai. Ma proprio il web, vi prego, vi scongiuro i toni. Plachiamo i toni, in generale, che sia calcio, che sia basket, che sia politica, che sia tutto. Però cerchiamo di placare i toni, perché c'è un odio dilagante e galoppante sui social. Anche sulla nostra diventa... calla, lo sapevo, vedi, manco il tempo. No, però qualcuno dice che sei promettente, Riccardo. Sono promettente. Devo dire che questi ragazzi di Calcio Napoli 24 sembrano molto promettenti. Almeno, ma giovani d'Italia di belle speranze. Una volta. Giovani, una volta. Oddio, Riccardo è un po' più giovane di me. A me giovedì sono 32, poi... A te giovedì sono 32, quindi sarò giovane, sembrerò giovane, però tanto giovedì sono 32. Signori, anche il nostro Riccardo oltre i 30. E poi soprattutto concludo, ragazzi, non facciamo tutto un erba un fascio, perché come sempre dice, voi giornalisti, no, che là poi mi arrabbio io. Classico. Là mi arrabbio io, ogni voi mattina stampa. quando facciamo una telefonata esce sempre qualcuno che dice ma questa cosa l'avete detta voi. L'avete detta voi giornalisti, come se tutti i giornalisti lavorassero per la stessa redazione, tutti assieme dicono la stessa cosa. No, voi giornalisti. Non è cioè il voi giornalisti è brutto, come se io dicessi voi tassisti siete tutti fetenti. Voi registi siete tutti nulla facenti. Così sicuramente ce l'abbiamo noi.
Cioè, non facciamo sempre una come si dice, no, tutti i tifosi sono maleducati, ma non è vero, sono 2 o 3, quindi non è così, cioè, non generalizziamo mai, perché è una cosa che mi dà estremamente fastidio. Sono d'accordo, per favore non generalizziamo, e tra un po' adesso, come abbiamo promesso, possiamo anche trasferirci lì a Glasgow, dove i nostri Claudio Russo e Manuel Guardasole ci aggiorneranno con le ultime. Lo sai che sono un ignorantone? Questo lo sapevi già, però dico anche oggi lo dimostro. Tra Edimburgo e Glasgow, qual è la capitale? La distanza, Edimburgo. No, la capitale. Edimburgo. È Edimburgo la capitale. Glasgow è comunque una delle città più importanti. Glasgow in questo momento è la più importante, e qui sono Claudio Russo e Manuel Guardasole. Ci potrebbero fare una cartolina, cioè che cos'è Glasgow? Sì. Cioè, chiediamola a loro. Immagino non lo sanno nemmeno loro. Della cartolina della capitale, di qual è la capitale, di quale non lo è. Edimburgo è la capitale. Io non mi ricordavo, Scozia, non mi ricordavo quale fosse tra Glasgow ed Edimburgo. Siamo pronti, Emanuele? Dimmi di sì. Perché non ho fatto No, ancora no, ancora una no. figuraccia, mi viene il dubbio adesso, la capitale. Ti immagini? No, perché ti sei lanciato proprio spedito. Ti sei lanciato spedito e sicuramente sulla geografia sono Story sempre from London. Story from London. Ho detto bene, Edimburgo. e mi fai i dubbi. Ci sta, Io sulla geografia sono sempre stato forte, bandiere, capitali, cose. Ci sono. Una delle poche materie nelle quali sono sempre andato molto bene. Ci siamo, alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo scherzato qualche minuto. Attendiamo il semaforo, il nostro Emanuele Bernardo sembra che sta a monza. La safety car, come dire, che mi ha rovinato una gara. Ci siamo Emanuele... e finalmente abbiamo l'ok. Con la coppola il nostro Peaky Blinder, Claudio Russo. Come stai? Buongiorno. Non ti sentiamo, vedi, non c'è l'audio, non ti sentiamo. Caro Claudio, non c'è audio. Allora chiedo al nostro Emanuele, così poi andiamo con calma, settiamo il collegamento, visto che il nostro Claudio Russo... No ragazzi, ma dobbiamo andare da Baldas, è già tardi. Sentite? Emanuele, per favore. Ah no, ce l'abbiamo, eccolo qua. Emanuele, mi senti? Vabbè, Claudio, no, mi senti? Ho fatto io una stupidaggine, il microfono non era ancora ben messo, mettiamola così. Però innanzitutto buon pomeriggio qui da Glasgow con me Manuel Guardasole, buon pomeriggio a te Vincenzo, buon pomeriggio a te Riccardo, e ripeto, i Peaky Blinders sono di Birmingham, sud dell'Inghilterra, qui siamo al nord della Scozia dove il tempo è, come dire, definiamolo così, incerto, perché qualche minuto fa c'era la pioggerellina classica inglese, adesso c'è un pallido sole che fa capolino tra le nuvole qui a Glasgow. Insomma, almeno una buona notizia c'è, e poi sulla cartolina vi sentivo nel periodo non collegato, poi ci possiamo industriare. Sì, ci sta, anche perché, ecco, vedi, il nostro Mauro scrive: Glasgow è la capitale industriale, la città più grande, mentre Edimburgo è la capitale storica. Francesco L rincara la dose, scrive: vai Claudio, richiedi il pizzo. Ma dai, ma perché? No, Claudio, anziché il pizzo, ci aggiorni un po' anche su quelle che sono le ultime in vista della gara di domani sera. Raccontaci anche un po' i Rangers. Dopo domani sera, magari domani sera. Invece no, dopo domani sera. Raccontaci un po' i Rangers. Ne parlavamo prima con Marco Negri, che ha scritto la storia della squadra scozzese, e ci ha detto che mantiene, nonostante ci siano profili ovviamente diversi al suo interno, quel carattere di grande intensità, così come proprio un po' di tutte le squadre scozzesi. Ma guarda Vincenzo e Riccardo, posso dirvi che i Rangers di Glasgow domani si ripresenteranno in una fase a gironi di Champions League in casa dopo oltre 10 anni, perché l'ultimo ad aver segnato un gol a Ibrox Park, la casa dei Rangers di Glasgow, è stato Wayne Rooney nel 2010 con la maglia del Manchester United. Quindi l'idea è immaginare chi possa essere, magari speriamo un azzurro, essere il primo a tornare a segnare in casa dei Rangers allo stadio. Vi posso dare una notizia, perché il settore ospiti sarà chiuso, e cosa hanno deciso i Rangers? Di
aprire quel settore alla vendita dei tagliandi per i propri tifosi, prima ai membri dei club legati alla società e poi in vendita libera dalle 10 di stamattina ora scozzese, quindi stadio totalmente scozzese per il match di mercoledì sera, anche se non escludiamo che qualche emigrato qui dall'Italia chiaramente possa venire allo stadio a tifare per gli azzurri di Luciano Spalletti, che domani, ricordiamo, saranno in conferenza stampa sia il mister sia André Frank Sambanghissà, tutto in diretta su Calcio Napoli 24. Sul momento dei Rangers di Glasgow, stamattina leggevamo delle interviste anche a Nacio Novo, ex centrocampista dei Rangers ai tempi pre-fallimento. Nacio Novo fu l'ultimo a segnare un gol a una squadra italiana, il rigore decisivo al Franchi di Firenze contro la Fiorentina nella semifinale di Europa League. E allora cosa diceva Nacio Novo? Chiaramente grande momento di difficoltà per i Rangers, reduci da 2 sconfitte nelle ultime 2 contro il Celtic di Glasgow nel derby cittadino e ovviamente contro l'Ajax al debutto in Champions. Curiosità, e poi vi ridò la linea, in conferenza stampa con Giovanni Van Bronckhorst, che voi probabilmente ricorderete di essere stato il terzino olandese del Barcellona, il primo Barcellona di Guardiola. Con lui ci sarà Steven Davis, centrocampista nordirlandese di 37 anni. La curiosità, Davis faceva parte anche del rosa dei Rangers pre-fallimento nel 2012, quando la squadra scomparì per difficoltà economiche e scomparve fino alla 4ª divisione. Davis poi tornò nel 2019 dal Southampton per far parte della rosa allora allenata da Steven Gerrard. Se non ci sono altre domande, Claudio, ti salutiamo, anche perché poi andremo a riproporre lo splendido contenuto che avete realizzato sfogliando l'intervista per Quisha Kvaratskhelia, mentre insomma l'approfondimento sulle ragioni del rinvio l'abbiamo già mostrato, a meno che poi non ci sia algo da aggiungere, qualcosa da aggiungere che tu voglia. Sì, Vincenzo, una cosa in più c'è proprio sull'intervista di Quisha Kvaratskhelia, perché chiaramente c'erano di queste dichiarazioni sia di Kvaratskhelia sia di Juan Jesus. Per quanto riguarda quelle di Juan Jesus, si riferivano, erano, il Record ha trascritto le dichiarazioni del post Napoli-Spezia in mixed zone. Per quanto riguarda invece Quisha Kvaratskhelia, potrebbero essere delle dichiarazioni molto precedenti ai giorni nostri. Perché? Perché comunque fonti societarie ci riferiscono che l'intervista non sarebbe avvenuta un'intervista, bensì potrebbero essere dichiarazioni antecedenti il match ma non attuali. Ok, quindi della serie che il Daily ha contattato Kvaratskhelia magari anche qualche settimana fa. O un estratto di qualche altra intervista. Però si parla di Liverpool, grande gioia. Quindi diciamo che è il range della negli ultimi 7 giorni, no? Grazie mille, Claudio. Da questo punto di vista, prego. Anche dal calciatore, dicevo, anche dal calciatore non arrivano aperture, nel senso non fanno affatto sapere di aver fatto questa intervista, non risultano conferme. Attendiamo novità dal Napoli, con cui siamo in contatto. Tutto chiaro. Grazie mille, Claudio. Un abbraccio e buon lavoro. Aspettiamo la cartolina. Grazie a Claudio Scelbi. Ciao Claudio. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Claudio Russo e a Manuel Guardasole. Io non l'ho mai vista. Ragazzi, non l'ho mai vista. Lo so, il nostro Emanuele, guarda, il nostro Emanuele Bernardo si mette le mani nei capelli. Bernardo è sbiancato. Non ha mai visto Febbre da cavallo il nostro Emanuele Bernardo e poi mi va a criticare. Che è abbronzatissimo. Ha mai visto Febbre da cavallo? Non l'ha mai giovanissimo. Non l'hai mai visto. Non dire... Però Peaky Blinders lo consiglio, anzi lo consiglio tu, è veramente una gran bella Dobbiamo volare, Mandrake, perché il nostro prossimo ospite ci sta già aspettando. Più pomata, forse. Lui è un po' più pomata, è un po' più furbetto, sì, è vero. Il nostro Emanuele Bernardo. E allora, ancora altri messaggi? Poi, ragazzi, di volare, leggevo su Twitter, vedi, prima l'hai nominata Ryanair, è arrivata un tweet di Ryanair con il fermo immagine ieri del VAR di Juventus, eccetera eccetera, e hanno scritto: i nostri voli sono comunque più affidabili del VAR. No, Ryanair, sì. Io ho qualche dubbio per esperienze mie personali, esatto, potrebbero recentissime. Essere... Allora, però... profilo Twitter di Ryanair. Sì, di Ryanair Italia, hanno appena twittato. È un trollaggio epico. Sì, c'è questo tweet che ha di fatto trollato
la decisione, o meglio, del VAR, in questo caso, insomma, Ryanair. Eccolo qua, Ryanair Italia devi andare. Eccolo qua, Ryanair Italia. Che cosa ha scritto? Un'ora fa, i nostri aerei sono comunque più affidabili. I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR. Ed è una barzelletta. Riccardo, è diventata una barzelletta. Sì, siamo diventati una il barzelletta. VAR, il calcio italiano è diventato una barzelletta. Questo è gravissimo. Sì, preso in giro così da una compagnia che fa di tutto purché dell'affidabilità il suo punto. Ritardi. E addirittura succede questo. Andiamo al telefono e diamo innanzitutto il buongiorno all'ex arbitro Fabio Baldas. Buongiorno, grazie per essere oggi qui con noi. Buongiorno a voi, no, grazie per avermi chiamato. Fabio, credo che tu abbia avuto l'opportunità di vedere qualche fermo immagine. Sono anni che ci diciamo il VAR almeno ha tolto ogni dubbio sui fuorigioco, la tecnologia, si tracciano le linee, si guarda anche il millimetro, quindi anche il millimetro diventa fuorigioco. Fidatevi, poi succede questo, su un fuorigioco. E allora cosa aspettarsi a questo punto dalla tecnologia? Per me è gravissimo che sia successo questo. No, che sia gravissimo non ci sono dubbi. Io la vedo a questo modo. Secondo me non è un problema, un errore della tecnologia, perché la tecnologia sul fuorigioco non commette errori neanche di centimetri. Il problema è che il posizionamento della telecamera ha fatto sì che è sballato, ha fatto sì che si è perso il giocatore che teneva in gioco Bonucci. Stiamo parlando di questo, giusto? Sì. Assolutamente sì, Fabio, ma... Il problema, no, adesso io, per l'amore di Dio, bisognerebbe essere lì, a Lissone, nella stanza, io non so come funziona, però qui è chiaro che cioè la tecnologia ti ha fatto vedere l'immagine di quello che aveva e gli mancavano quei metri, essendo più indietro, o l'apertura che gli permetteva di vedere che c'era un giocatore più vicino rispetto tra il pallone e la linea di porta, e che teneva in gioco quello che ha fatto il gol, che era Bonucci, mi pare. Sì. E qui questa è una roba gravissima, sicuro, non ci sono dubbi. Adesso, al di là dell'aspetto mediatico, no? Perché, per l'amor di Dio, come dire, televisioni, media, giornali scrivono giustamente tutto quello che hanno visto che è successo, però questo è un errore che secondo me peserà molto su chi come dire, ha improntato queste telecamere, no? Non tanto gli arbitri, perché adesso io ripeto, non so come funziona Lissone, ma non credo sia un errore di chi manovra l'aggeggio, diciamo, no? Credo che bisogna andare a capire chi è che mette le telecamere, esatto. E non credo siano gli arbitri, no, non voglio difendere, perché io sono sempre molto critico con i miei ex colleghi, no? Però non so, questo spero che si chiarirà, di chi è la colpa per il posizionamento della telecamera, perché manca un'immagine, no? Si vede. Ecco, Fabio, mi permetto di darti del tu. Secondo me certo. hai centrato perfettamente il problema. Io, analizzando poco fa ovviamente l'accaduto, provavo a fare dei paragoni, seppur non mi piacciono i paragoni, con gli altri sport. Nel basket, l'instant replay, io vedo ciò che vede l'arbitro, sento ciò che dice l'arbitro. Nel rugby io vedo cosa vede l'arbitro, io sento cosa dice l'arbitro. Stesso dicasi nel tennis. Perché nel calcio noi non possiamo vedere con certezza la ripresa che vede l'arbitro e sentire ciò che dice l'arbitro per evitare problemi? Perché magari l'arbitro ha visto un'immagine che noi non abbiamo visto. Perché ovviamente ci viene il dubbio adesso, visto che ci sono 300 milioni di immagini di questa azione, e una è tagliata e non c'è Candreva, e un'altra sembra un po' più storta, e un'altra viene dall'alto, e un altro viene da dietro, e diventa poi una mischia francesca dove non ci si raccapezza più di nulla.
Perché nel calcio manca questa trasparenza che di fatto secondo me aiuterebbe anche nella gestione delle pressioni dell'utilizzo del VAR? No, no, ma per l'amor di Dio, hai anche ragione, no? Io però non è che negli altri sport, io adesso stavo seguendo ieri, per quello non ho visto un granché, l'ho rivisto oggi, stavo seguendo prima il basket, dopo la pallavolo che hai fatto benissimo, Fabio, che ha entusiasmato sì. tutto il paese, no? E ho visto anche lì che c'è la richiesta di andare a verificare, no? Il challenge. Però lì si vede e non è che fanno sentire i commenti tra l'arbitro, a parte che anche l'arbitro non è che commenta, vede e decide, punto, no? Ma il problema, credetemi, non è quello. Nel calcio sì, potrebbe essere un po' diverso. Volevo aggiungere una cosa io sul discorso del VAR, no? Perché io sono sempre stato un sostenitore della tecnologia, perché gli arbitri effettivamente se no non ce la fanno, no? E la tecnologia aiuta molto. Devo dire che fino a ieri sul gol non gol e sul fuorigioco non c'era ombra di dubbio sulle decisioni prese, no, dalla tecnologia. Ieri è capitata questa roba che ha fatto tremare secondo me tutto il palazzo tecnologico e di chi l'ha messo, eccetera. Il problema principale secondo me non è tanto il fuorigioco, e sono gli interventi del VAR nelle aree di rigore, sui contatti. Ecco, lì magari se si riuscisse a sentire quello che si dicono gli arbitri e gli addetti al VAR, potrebbe anche dissipare qualche dubbio. Sì. Però mentre io sono molto favorevole del VAR, della tecnologia sulle linee perimetrali, fuorigioco, gol non gol, eccetera, nelle aree di rigore, credetemi, adesso siamo andati un po' fuori, ma è una cosa che tengo a dirvi, al di là quando c'è un contatto, l'unico che può essere in grado di captare la consistenza del contatto fra due giocatori è l'arbitro, perché è vero, la tecnologia ti fa vedere che c'è un impatto e uno dice rigore, uno tira la maglia appena che magari uno non cade neanche morto, e invece la tecnologia ti fa vedere e danno rigore. Ecco, lì secondo me c'è da lavorare un po' di più, però diventa sempre difficile. Noi non siamo mai contenti, noi volevamo la tecnologia, ce l'abbiamo, adesso contestiamo anche quella. Non siamo mai contenti. No, anzi, io vorrei puntare il focus su questo, nel senso che vorrei che non fosse dato a quelli che sono contro la tecnologia un alibi. Già leggevo questa mattina al Corriere dello Sport, a questo punto eliminiamo il VAR perché non serve a niente. No. Ma non è, no, sono d'accordo con te, per l'amor di Dio, a parte che secondo me indietro non si torna, ma no, perché ma anche se andate a vedere anche nelle prime giornate del campionato attuale ci sono stati degli errori arbitrali che per fortuna che c'era la tecnologia, che sono stati corretti, per cui secondo me non si torna, ma sono convinto che non si torni indietro, perché se si tornasse indietro allora vorrebbe dire che c'è qualcosa che non funziona. Io credo che si andrà avanti con la tecnologia. Sento parlare di guardialine tecnologici, per cui si andrà avanti. Certo che, ancora una cosa vi dico, dopo vi lascio perché dopo mi fate parlare, io parlo anche troppo, no? Anzi, io ho un'altra curiosità dopo, Fabio, però proprio piccolissimo. Non sull'arbitraggio. Vi faccio la testa come una cassa, un cassone. No, volevo dire che certo che se domani ci sarà, credo già ai mondiali, no? Se non erro, questa prova del guardialine, che ne so, semi-tecnologico, vedremo quello che c'è, no? E certo che prima di arrivare lì bisogna mettere a punto il VAR, che non succeda quello che è successo ieri, perché se poi all'immagine scappa un giocatore, allora di cosa stiamo parlando?
stiamo parlando di aria fritta, no? Cioè la tecnologia, se ha tutti i supporti per farla operare, bisogna darglieli, deve essere tutto il campo che deve essere preso, non che prende solo l'area di rigore e rimane fuori uno, no? Assolutamente sì. L'ultima domanda te la faccio io, perché Fabio ha avuto la bravura e anche la fortuna, insomma, di arbitrare uno che tanto normale non era negli anni 80. Eccola qua, la stiamo mostrando proprio adesso, Fabio, una foto mentre dirigi una partita del Napoli con Diego Armando Maradona. Sì. Ci racconti com'era arbitrare uno come Diego? Che rapporto avevi con lui? Se c'è qualche aneddoto particolare che ti ricordi? Io ricordo quel famoso Juve-Napoli con il gol di Casiraghi. No, ma vedi, tanto per tornare, rimanere nel discorso del VAR, se io lì avessi avuto il VAR, sarei andato ad annullare il gol, ma purtroppo essendo dietro e non avendo alcun aiuto, guardialine lontano, e non ho visto che Casiraghi si è aggiustato la palla con mezza mano, ma questo è, ma ci sta, purtroppo, per questo dico, se io avessi avuto il VAR, capirai, ed è stata l'unica volta che ho litigato con Diego, cioè litigato, insomma, era una cosa pesante, sai, poi li hanno perso, e loro tra l'altro avevano giocato in 10 per un periodo della partita, perché mi pare che era così, avevo espulso Galli in porta, perché per farlo da ultimo uomo era venuto fuori dall'area di rigore, ed era appena andata in vigore quella norma, per cui devo dire che la ricordo per quell'errore nella fase finale, no? Ma io, Napoli in quel periodo l'avevo arbitrato 15 volte, con lui ho avuto sempre un rapporto magnifico, anche perché io non ero uno facile, no? Perché allora Diego era uno che subiva 10 falli, cadeva 10 volte, 9 era fallo e uno magari non era fallo, no? E allora quando non gli fischiavi anche quella volta lì, lui diventava una iena e si girava verso il pubblico. Allora io, andando dietro, mi ricordo una delle prime volte, ho detto: oh, guarda che io ti mando a casa anche se sei a Napoli, perché io non sono mica tanto normale per queste robe. E lì si è messi a ridere, e lui ha detto: no signor. E questo dà anche il senso di quelle che sono un po' le personalità dell'arbitro e dei giocatori, e cosa si riesce a fare qualche volta con una battuta, no? Che si riescono magari a evitare anche qualche serie di cartellini. Forse magari sarebbe anche bello che ci fosse qualcuno che al giorno d'oggi riuscisse a risolvere una situazione in questo modo. Ma si parla di personalità. Ma sai, a me per esempio il fatto di mandare via in maniera molto facile gli allenatori, io non ho mai buttato fuori un allenatore in vita mia, dico la verità, parlo della Serie A e anche della Serie B. Ci ho litigato forte, sì, ma qualche volta magari una litigata serve più che un cartellino. Certo. Ecco, questo è come la vedo io, insomma. Grazie mille Fabio, davvero un piacere poter parlare con te. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie ancora a Fabio Baldas, decano, storico, arbitro di Serie A e Serie B. Tra l'altro. Ha fatto anche il disegnatore. Can A e Can B. Quindi. Grandissima esperienza, e in effetti dall'altro della sua esperienza ha detto: ragazzi, a volte con una battuta risolvevi una situazione magari oggi si risolve subito con un rosso. Ma sai, all'epoca c'era più personalità e meno permalosità. Esatto, Adesso c'è più permalosità e meno personalità. Il problema è quello. Certo, i calciatori di oggi non aiutano, perché i calciatori di oggi cercano tra virgolette un po' più, cercano sempre la simulazione, stanno sempre a terra a lamentarsi, ogni volta che li tocchi finiscono a terra, sembra che gli abbiano sparato, cioè anche questo va messo in conto, adesso a prescindere dal fuorigioco e tutto. Di certo non aiutano i calciatori, la mentalità, la cultura calcistica media dei calciatori presenti in Italia non aiuta, e anche gli arbitri secondo me si sono un po' adeguati a questo. Bisognerebbe fare sempre un passo incontro. All'epoca si mazzolava per benino in mezzo al campo e non c'erano tutte queste perdite di tempo con giocatori a terra che si rotolavano ed altro. E anche gli arbitri magari erano un po' più
tranquilli nell'andare a dialogare, c'era forse anche più rispetto reciproco tra l'arbitro e tra il calciatore. Andiamo allora, sì, adesso siamo pronti ad ascoltare e a guardare, visionare il contributo realizzato dal nostro Claudio Russo e da Manuel Guardasole, stavolta sulle parole di Cristian Kvaratskhelia. Amici di Calcio Napoli 24, innanzitutto ben ritrovati da Glasgow. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e azionate la campanella per tutte le notifiche riguardanti i nostri contenuti, soprattutto qui da Glasgow. Perché? Perché si giocherà Rangers Napoli, match di Champions, mercoledì e non più martedì per questioni legate alla sicurezza e dovute chiaramente al lutto nazionale per la morte della regina Elisabetta. Però lo sport non si ferma nemmeno il Napoli. Perché? Perché hanno parlato anche di diversi azzurri in vista del match e lo hanno fatto ai microfoni, ai taccuini di Record Sport, perché qui chiaramente nell'ultima pagina dedicata allo sport c'è già un primo accenno all'intervista rilasciata dal difensore brasiliano Juan Jesus. Allora andiamo a leggere proprio questa intervista a Juan Jesus in taglio basso. Perché? Perché Juan Jesus chiaramente cosa racconta? Andiamo a leggere proprio il virgolettato rilasciato. In Champions League non puoi giocartela per pareggiare, dobbiamo vincere, anche perché c'è uno scontro diretto tra l'Ajax e il Liverpool e gli inglesi chiaramente vorranno, gli inglesi sono il Liverpool, vorranno conquistare i 3 punti, perché più lontano vuoi arrivare, più punti chiaramente devi conquistare. Vincere in Scozia ci avvicinerebbe alla qualificazione e se io devo giocare a calcio soltanto per difendermi, io non gioco a calcio. Questo qui è il pensiero di Juan Jesus. Ognuno ha le sue idee, però noi al Napoli dobbiamo sempre cercare di giocare a calcio. Siamo una grande squadra. Sabato abbiamo affrontato un avversario molto chiuso, ovvero lo Spezia. Il Liverpool era una squadra molto più aperta, ma noi dobbiamo sempre esprimere il nostro calcio a prescindere dall'avversario. Ci sono alcune società, alcune squadre che hanno un certo tipo di gioco e hanno paura di venire avanti e di scoprirsi, e quando non c'è troppo spazio noi abbiamo difficoltà, e anche se il nostro sistema non riflette la bellezza reale del calcio, abbiamo creato un sacco di occasioni da gol e ne abbiamo sbagliate tante. Abbiamo trovato il gol nel finale e abbiamo raggiunto un successo molto molto importante. Adesso pensiamo alla Champions League, ovviamente il riferimento al gol di Raspadori contro lo Spezia. Ha parlato anche qui Kvaratskhelia, grande protagonista di questo inizio di stagione. Giocare in Champions è il sogno di ogni calciatore. La partita contro il Liverpool è stata speciale e battere uno dei migliori team in Europa dimostra ciò che la nostra squadra è capace di fare, non soltanto nel batterle, ma soprattutto nel modo in cui l'abbiamo battuta. È ancora presto per dire qualcosa sulla Champions League, ma siamo qui chiaramente per competere. La partita contro il Liverpool ha avuto un risultato che, anche un po' di vento chiaramente in Scozia, la gara contro il Liverpool ha avuto un risultato che ci ha fatto chiaramente piacere, ma per il prossimo match contro i Rangers significa 0. Loro saranno rimasti colpiti dalla sconfitta contro l'Ajax e in casa, giocando davanti ai loro tifosi, vorranno partire, vorranno ricominciare nel modo migliore la loro campagna, la loro avventura in Champions League. Sappiamo che non sarà un posto facile dove giocare, sappiamo che ci sarà un'atmosfera elettrica, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere un risultato. Questa qui è l'intervista di Kvaratskhelia. Non c'è soltanto però Juan Jesus e Kvaratskhelia, ma anche un ex Rangers, uno dei pochi italiani ad aver giocato nei Rangers, l'attaccante Marco Negri, ex Perugia, che ha giocato negli anni 90 in Scozia, e nella lunga intervista chiaramente ha parlato anche del calcio italiano. E cosa dice sul Napoli? Per me sono la miglior squadra in Italia, perché attaccano sin dal loro portiere, quindi i Rangers devono sapere devono essere molto attenti se vorranno decidere di pressare il Napoli molto alto. Tecnicamente sono molto, molto validi, tanto da poter passare la palla anche quando sono sotto pressione. I Rangers devono essere aggressivi chiaramente, perché vengono da 2 partite negative e devono dimostrare a loro stessi e ai fan di reagire nel modo giusto, ma devono anche sapere che
perché il Napoli ha eccellenti centrocampisti che non sono mai fermi, sono sempre in movimento, e non puoi aspettare una squadra come il Napoli, ma devi essere aggressivo, correre, correre e correre. Al Napoli mancherà Victor Osimhen, e la cattiva notizia secondo Marco Negri è che il Napoli ha una grande serie di alternative. Il fatto che Osimhen sia infortunato è un grave colpo per il Napoli, ma hanno ancora un sacco di attaccanti al top, come qui c'è Kvaratskhelia, Irving Lozano, Matteo Politano e Giovanni Simeone. Su Kvaratskhelia cosa dice Negri? È uno di quelli da tenere d'occhio, perché è on fire. Ci ha sorpreso un po', dice Negri, perché nessuno si aspettava cose del genere da questo giocatore, da Kvaratskhelia, ma è stato il giocatore del mese della Serie A e qui gioca con gioia e con fiducia. È giovane, ma sembra un veterano, secondo Negri. Ha iniziato la carriera come giocatore un po' più difensivo, ma avanzava sempre in mezzo al campo ed è riuscito ad arrivare, è riuscito come dire, a scoprire un certo senso per il gol che ha già dimostrato, quindi i Rangers devono stare attenti. So che i Rangers sono in difficoltà anche sui calci piazzati e devono fare attenzione al Napoli, perché gli azzurri hanno un paio di trucchi sia sui calci d'angolo sia sui calci di punizione. La gara però, la chiosa di Marco Negri è che la gara si giocherà ad Ibrox. Il Napoli ha un sacco di giovani giocatori che non conoscono magari benissimo la Champions League, e magari una grande atmosfera ad Ibrox Park potrebbe come dire, far tremare alcune gambe. Questa qui è l'intervista proprio di Marco Negri, non soltanto quella di Juan Jesus e di qui c'è Kvaratskhelia. C'è anche un accenno sul Sun, dove ha parlato un altro ex attaccante dei Rangers di Glasgow, Nacho Novo, spagnolo, peraltro ultimo calciatore ad aver segnato a un'italiana in Europa, quando i Rangers arrivarono in finale di Europa League battendo la Fiorentina ai rigori. Nacho Novo segnò il gol decisivo. C'è una lunga intervista chiaramente dedicata a Giovanni Van Bronckhorst, l'allenatore dei Rangers, però sul Napoli chiaramente cosa dice Nacho Novo sulla questione del rinvio. Chiaramente dice, ovviamente io non sono inglese, però aver avuto il suo ritratto nel nostro spogliatoio ha sempre dato qualcosa di speciale. Ho visto un sacco di documentari chiaramente sulla sua scomparsa, e questo qui è il pensiero di Nacho Novo sulla scomparsa della regina, che ha portato anche al rinvio di un giorno del match contro il Napoli. E per quanto riguarda la reazione che dovranno avere i giocatori di Van Bronckhorst sul campo di gioco, lui ha giocato con Van Bronckhorst e cosa dice? Dipende tutto dai calciatori, perché i fan non saranno mai in silenzio, spingeranno sempre la squadra, devono devono battere le mani sul loro petto e dimostrare cosa significa giocare per i Glasgow Rangers. Le cose sono andate male nelle ultime 2 partite, però bisogna tenere duro, bisogna far gruppo, ed è importante che i giocatori del Rangers contro il Napoli abbiano una reazione dopo le sconfitte contro Celtic, Glasgow e Ajax. Questa qui è un po' la rassegna stampa di oggi. Ha parlato Kvaratskhelia, ha parlato Juan Jesus, parlerà a questo punto anche Luciano Spalletti nella giornata di domani, conferenza stampa, non conosciamo ancora gli orari precisi, però vi possiamo preannunciare tutto in diretta su Calcio Napoli 24. Da Claudio Russo e da Manuel Guardasole un ringraziamento da Glasgow, continuate a seguirci sui nostri canali. Rientriamo in studio, grazie sempre al nostro regista Emanuele Bernardo. Ultimo ospite, sempre per approfondire la vicenda legata ai biglietti di Ranger Napoli. Intanto leggiamo qualche messaggio. Malafede o incompetenza sono entrambe brutte cose. Si parla ovviamente ancora una volta degli arbitri, ma restiamo in tema Ranger, restiamo in tema Champions League. A questo punto il Napoli, dopo la vittoria in casa tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona, si candida ancora più prepotentemente ad un passaggio agli ottavi di Champions. La seconda squadra da affrontare è proprio il Ranger di Glasgow. Apriamo il profilo Transfer Market di questa squadra, così
da capire anche, diciamo così, quelli che sono i parametri. Ecco, se riesco, eccola qua. Si sta aprendo sul nostro touch i parametri economici. La rosa dei Ranger, molto inferiore come valore rispetto a quella del Napoli, sono 127 i milioni. Sul Napoli credo che siamo intorno ai 4,50, scesa, Sì, ovviamente, da quest'anno. Può salire, Però può salire parecchio. nell'arco di 2-3 mesi praticamente. Sì, Se può Kvaratskhelia salire continua a giocare così, 2-3 mesi, e vale 10 volte quanto il Napoli l'ha pagato. Valore di mercato, il calciatore che vale di più è l'ala sinistra, classe 96, Ryan Kent. E poi c'è proprio un altro 96, Alfredo Morelos, Che in conosciamo passato bene. accostato proprio al Napoli. Abbiamo ascoltato proprio le parole qui in diretta dell'intermediario che provò a portarlo al Napoli. Profili poi più attempati, più esperti, chiamiamole così, come James Tavernier. E attenzione a Tavernier, che è un terzino esterno, destro. terzino destro, ma l'anno scorso è stato il capocannoniere dei Glasgow Rangers in Europa League. È un terzino che non fa il terzino. Sì, questi di sono fatto. arrivati a fare la finale. Sì, hanno perso la finale con l'Ajax. Questi hanno fatto la finale di Europa League. Sì. Non è che è proprio l'ultima squadra. No, assolutamente, anzi tutt'altro. Come ci diceva poco fa Marco Negri, è una squadra che molto spesso è andata sotto, ma che non ha mai mollato la presa, è quasi sempre riuscita a ribaltare le gare d'andata nel fortino interno, quindi in casa. E quindi diciamo che tra casa e fuori, e lo dimostra anche i risultati, tra l'altro, nel campionato scozzese, cambia totalmente volto. Hanno fatto in casa 10 gol e subiti 0. Fuori casa invece 4 fatti e 7 subiti, di cui 4 nell'Old Firm contro il Celtic, perso per 4-0 dai Rangers Glasgow. Quindi questa è una squadra che in casa davvero ha tutta un'altra faccia, ed è una squadra che in casa è davvero molto molto pericolosa. Gioca con questo 4-2-3-1 che di fatto però poi diventa molto offensivo, con Tavernier che si sgancia e arriva quasi sulla zona dei trequartisti e degli esterni offensivi, quindi a maggior ragione occhio a sottovalutare questa formazione. E nessuno lo farà, almeno siamo certi che non lo farà il Napoli. Manca più di 48 ore a questo punto. Sì, Manca più di 48 mercoledì ore, sera. però possiamo già immaginare evidentemente se qualcuno, una sorta di probabile formazione, visto anche Secondo il me turnover sì. applicato. Osimhen chiaramente non ci sarà, Lozano in forse dopo l'attacco, dopo lo status influenzale, però ecco, lo Bocca ce lo aspettiamo dall'inizio. Volca me lo aspetto Zielinski ce lo dall'inizio, aspettiamo Zielinski dall'inizio. dall'inizio, chissà me lo aspetto dall'inizio, mi aspetto la formazione tipo. Il dubbio resta davanti, se punti su Raspadori o su Simeone, se continua questa staffetta. Per il resto credo che sia praticamente disegnata la formazione, Meret tra i pali. Immagino Di Lorenzo, immagino Rachmani, Kim, penso Mattias Olivera a sinistra, proprio per la fisicità degli scozzesi, un po' sulla falsariga di quanto è successo con il Liverpool. Spalletti potrebbe puntare sull'uruguaiano. Centrocampo a 3 con Anghissà, Lobotka e Zielinski, davanti e a destra a questo punto Politano, a sinistra immagino ovviamente Kvaratskhelia. Centravanti mi porto il dubbio Simeone e Raspadori. Nell'alternanza potrebbe partire magari Simeone questa volta all'inizio e Raspadori partire dalla panchina, anche perché poi si gioca mercoledì, ma domenica poi c'è il Milan a Milano, quindi anche in quest'ottica magari qualcosina Spalletti la potrebbe cambiare. Certo è provare a far bottino pieno a Glasgow contro i Rangers sarebbe una bella iniezione di fiducia dopo la vittoria contro il Liverpool, anche perché poi la terza partita va in casa dell'Ajax e non sarà assolutamente facile, quindi bisognerà provare a sfruttare al meglio questo turno, provare a collezionare questi 3 punti con gli scozzesi, anche perché dall'altra parte ci sa proprio Ajax-Liverpool, quindi Napoli che deve partire bene. Tra l'altro, a Cosa proposito, disse Spalletti quando si parlava, quando gli chiesero dell'attaccante, della scelta di Raspadori o Simeone contro lo Spezia? Disse proprio perché loro sono fisici, avevo pensato di sfiancarli con Raspadori, che mi viene a giocare incontro, che mi è un po' quello che potrebbe dicemmo essere noi il stesso il discorso. giorno prima. Sì, potrebbe essere il giorno la stessa cosa, però sono fisici, però sono anche aggressivi, perché quelli dello Spezia sono fisici, però non è che andavano a pressare così tanto, chiudevano gli spazi. I difensori dei Rangers invece vanno molto sull'uomo, quindi magari lì servirà un centravanti che tiene botta un po' di più, come
come Simeone. Quindi io ad oggi mi immagino forse il Ciolito dal primo minuto contro i Rangers. Poi vediamo domani quando parlerà Spalletti. A proposito di attaccanti, ti dicevo, perché adesso è vero, ci sono i Rangers, però domenica c'è il Milan. Milan che sarà senza Leao squalificato, e arrivano anche degli aggiornamenti da Milanello, perché contro il Napoli non ci saranno neanche Origi e neanche Rebic. Non recupera nessuno di tutti e due, quindi Milan gioca solo Giroud. Quindi gioca Giroud, e a questo punto bisogna capire se Pioli cambierà qualcosina, credo. Vabbè, là Messias, Elmekers, Brahim Diaz, De sì, Ketelaere. bisogna capire un pochino come poi chi giocherà a sinistra. Potrebbe spostare magari Messias a sinistra con Saelemaekers o Brahim Diaz e ovviamente De Ketelaere. Quindi poi vedremo magari più a ridosso della partita. Siamo giunti alla fine quest'oggi di Calcio Napoli 24 Live, abbiamo ancora però qualche minuto per riferire, per ricordarvi i prossimi appuntamenti. Ci sarà il filo diretto Emanuele Bernardo quest'oggi a partire dalle 16, ci sarà Ciro Novellino? C'è Ciro Novellino quest'oggi, che però non sarà felicissimo. Perché? Ragazzi, Juve Stabia Turris Perso il derby. Perso il derby in Ma casa. in casa? Perso il derby Almenti. al Menti, ha vinto la Turris. Infatti c'è un Bruno Galvan raggiante in chat di lavoro. Ciro invece Un po' più mogio, un po' più triste. più mogio. Quindi per la prima volta nella storia non sarà Ciro a dover tirare voi su, dovete ma tirare voi su di morale a tirare Ciro sul nostro Novellino. Sì, dovete tirarlo su di morale, perché è un po' giù Ciro dopo la sconfitta interna della Juve Stabia nel derby con la Turris. Quindi chiamate Ciro a partire dalle 16, mi raccomando. Linee aperte a partire dalle 16. Grazie ovviamente al nostro regista Emanuele Bernardo, a Bruno Galvan, giusto, che ci ha seguito quest'oggi all'ufficio stampa, e ovviamente a Riccardo Catapano. Qui ritroveremo ovviamente domani a partire dalle 9:30. Esattamente, grazie mille a Vincenzo Grandino, grazie come sempre a tutti voi che ci date sempre fiducia e affetto, anche se non sempre la vediamo nello stesso modo, ma questo è il bello della comunicazione. Importante. Però oggi sono arrivati un sacco di complimenti, ci hai fatto caso? Sì, vabbè, hanno detto che siamo anche calcio Juventus 24, perché abbiamo parlato tanto della Juventus, però noi lo parliamo in questo caso della Juve, ma non per parlare della Juve, per parlare dell'episodio e dei tanti episodi che quando è successo al Napoli abbiamo parlato del Napoli. Invece se poi succede al Napoli, ma succede anche all'altro, noi parliamo, vabbè, ma perché voi vi interessa solo il Napoli? No, a noi ci interessa tutto il sistema calcio. Poi è ovvio che diamo un occhio di riguardo al Napoli, però noi vogliamo che il campionato sia limpido, trasparente, che sia Napoli, Juventus, Salernitana, Cremonese, eccetera, eccetera. Mi stoppo, sennò poi ricominciamo di nuovo e non abbiamo altro. E allora la chiudiamo con i ringraziamenti a voi anche da parte mia. Un saluto da Vincenzo Credendino, vi auguro un buon proseguimento di giornata.